Guarisci il mondo, rendilo un posto migliore per me, per te, per l'intera razza umana. Cantava così Michael Jackson nel 91 e guardate dove siamo oggi. Se non loro, chi può insegnarci a stare in pace col mondo, a stare nella gioia e nella felicità? Siamo amici sportivi al campo del Crezi in via Davigo nella mitica Busa Sanzenate. Siamo con Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Benvenuto Jacopo. Benvenuto Luca e a tutta questa gente qui per una giornata di festa e divertimento. Allora, naturalmente c'è anche la partita della Clivense alle 15 contro il Crezi per la giornata numero 20, la sesta di ritorno della Girone B della terza categoria, ma questo prepartita è dedicato interamente a loro, a questi bambini che grazie oggi al Crezi possono regalare questo prepartita appunto fatto di gioia e di messaggi di fratellanza, insomma di condivisione e soprattutto di felicità. E per capirne di più vi mandiamo l'estratto dell'intervista e anzi della conferenza stampa che è stata fatta insieme dal presidente del Crezi Giovanni Gammini, che tra un po' avremo ai nostri microfoni, e dal presidente della Clivense Sergio Pellissier. Sì, prima della partita, dalle 14 fino a poco prima della partita, tutti i ragazzini della scuola calcio, quindi dai pulcini in giù, animeranno il pre-partita con una manifestazione con delle partitine. Faremo 6 campi sul campo grande di varie dimensioni a seconda dell'età e li faremo semplicemente giocare. Perché? Perché raramente insomma si vedono tutte queste persone a una partita dei piccolini, perché se non i genitori difficilmente hanno un pubblico molto ampio. In questa occasione, visto che solitamente alle partite della Clivense partecipa un bel po' di gente, vorrei dare ai bambini, che poi è la cosa che al Crezi interessa di più, l'emozione di giocare davanti a un pubblico numeroso. E anche su questa strada parleremo anche con i tifosi per vedere se è possibile fare un'ulteriore sorpresa. A me è fatto molto piacere la telefonata di Giovanni, perché finalmente si è capito quello che volevo portare. Io volevo portare solo il divertimento, la festa, il creare un'unione tra tutte quelle squadre che stanno partecipando in terza categoria e che magari non hanno pubblico, magari non c'è quel seguito, per creare una festa, per divertirsi, per poter partecipare nel migliore modo in questa categoria che purtroppo a volte è bisfrattata e a vedere le partite ci sono solo 2 o 3 persone, quindi questo è un ringraziamento da parte mia. Non è stato l'unico indubbiamente che ha capito quello che volevamo fare, però mi aspettavo che tutti lo capissero, invece questo è un dispiacere, perché non era sicuramente nel nostro intento creare casini in questa categoria, ma era solo quello di poter partecipare al meglio creando qualcosa di speciale. Ecco, vedere giocare i bambini questa domenica, o vedere comunque, mi dispiace, a parte mi dispiace non aver avuto il settore giovanile, se no potevamo fare anche noi, partecipare anche noi, però è una bella cosa vedere i nostri figli poter giocare, divertirsi, e magari davanti a più persone sarebbe ancora più bello. Quindi mi auguro che possano arrivare tanti spettatori, che possano venire a tifare le 2 squadre e che possa essere una bella. Io il Crezi lo vedo proprio come un posto dove far giocare i bambini. Ci sono già abbastanza stress in questo mondo, scuola, impegni, corse, sali in macchina che portiamo lassù, insomma è molto complicato anche per i bambini che subiscono lo stress magari dei genitori. Noi vogliamo che da quando si entra dal cancello del Crezi diventi un luogo sereno, specialmente negli ultimi anni con le persone giuste si è riuscito a farlo, perché non tutte le persone nel mondo del calcio sono adatte a stare con i bambini, ci sono quelli che hanno altre aspettative, le nostre aspettative sono quelle semplicemente di farli giocare. Questo è semplicemente un evento in più da dare ai bambini, in modo particolare a quelli più piccoli che non partecipano magari ai campionati, fanno solo gli allenamenti, per avere un'occasione di svago. Ma io, essendo genitore, ho a che fare anch'io con i miei figli e so quanto un bambino ci tenga a partecipare, a fare più partite possibili, a divertirsi, perché poi
altrimenti dovrebbe rimanere in casa a giocare alla PlayStation, e quindi il bello è proprio vederli vogliosi di uscire, andare a fare un torneino, andare a fare una partita, andare a fare allenamento, e quando li puoi dare la possibilità di giocare davanti a tante persone, a divertirsi con i propri amici, è sempre una cosa molto bella. Quindi ho apprezzato quello che mi ha chiesto Giovanni, ma era come ho detto a lui e come ho detto anche prima, era il nostro intento da sempre. E mi auguro che possa essere veramente una bella giornata per tutti, e che ci si possa divertire in tutti i modi. Bentornati amici sportivi in diretta dal campo di Via Davico, ospiti del Crezi di questa bellissima giornata di sole per Crezi Clivense, e soprattutto presidente Giovanni Gambini per questa giornata di sport e di pace in questo periodo così particolare, proposta e offerta dalla vostra scuola calcio. Salutiamo nel frattempo anche gli ospiti, direttore generale della Clivense Enzo Zanin, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, presidente, l'abbiamo vista innanzitutto correre dovunque, perché lei è al bar, all'entrata, al parcheggio, sistemare le porte, un tuttofare. Beh, nel calcio dilettantistico funziona così, poi di domenica non tutti gli allenatori sono disponibili, quindi bisogna coprire più ruoli. Mi avete visto adesso correre a gonfiare una porta, quindi è normale, i dilettanti sono così, ci si diverte così. Allora, abbiamo visto questa conferenza stampa, è una cosa che è purtroppo, diciamo, una cosa che fa notizia, perché dovrebbe essere sempre così, ma oggi avete scelto apposta di dedicare questa giornata ai bambini e a quello che possono portare come messaggio in un periodo come questo. Mi viene in mente, lo citavo prima, Michael Jackson con la sua famosa canzone del 91 che diceva appunto guariamo il mondo insieme ai bambini. Sì, io in realtà i bambini vorrei proprio lasciarli fuori da tutto questo, nel senso che per me questa è solo una giornata per loro. È una bella giornata, una giornata di sole, quindi semplicemente per farli giocare sul campo grande che loro difficilmente usano, davanti a tanta gente che difficilmente vedono, però il discorso guerra loro li lascerei proprio fuori, perché non c'entrano niente qui, non c'entrano niente in Ucraina, e quindi lasciamoli giocare finché possono. Il messaggio chiaramente è di speranza per loro, visto che il mondo futuro è per loro, e partendo da quello che loro possono insegnarci, no? Nel andare d'accordo dopo un piccolo litigio, nel rialzarsi quando vanno per terra, nel gioire delle piccole cose, questo può portare anche a scenari più importanti e più grandi se imparassimo da questo intendevo. Sì, beh, la loro innocenza è incredibile, io li vedo tutti i giorni quando vengo a fare il check-in, perché adesso c'è anche questa regola del Covid, bisogna controllarli uno per uno, se no l'autocertificazione, quindi li vedo proprio in faccia uno per uno ogni lunedì, ogni mercoledì nei giorni di allenamento, e è proprio bello, come dicevo anche in conferenza stampa, vederli che non vedono l'ora di staccare la mano dal genitore per correre in campo insieme ai loro amici a giocare, non pensare a niente, semplicemente correre su un prato. È banale, è un'ovvietà, però bisogna pensare che è effettivamente così. Torneremo tra poco alla scuola calcio del Crezi, che tra l'altro oggi è tra virgolette orfana di due annate che purtroppo sono fermate per la quarantena per il Covid, anche immagino per motivi scolastici, però intanto ringraziamo il presidente. Andiamo anche dagli ospiti, perché abbiamo parlato del settore giovanile, invece chi il settore giovanile ancora non ce l'ha perché è appena nata è la Clivense, però può imbeversi oggi come una spugna di tutto questo. Enzo. È uno spettacolo meraviglioso vedere i bambini giocare sempre e comunque, cioè qualsiasi campetto dove si vedono bambini giocare vale la pena di fermarsi e guardare la leggerezza con la quale affrontano questo impegno. Insomma, sono veramente bravi, e quindi io faccio i complimenti al Crezi, al suo presidente, per la bella giornata, che è stata anche fortunata perché c'è il sole, quindi. Il Crezi ha 75 anni di storia, ci ha messo un po' a creare, no, questo bacino di utenza, di gioventù, di colori, ed è tutto improntato su il suo settore giovanile. La Clivense naturalmente parte un po' al contrario, però la strada che vi piacerebbe intraprendere è quella. Sì, è un nostro primo obiettivo per l'anno prossimo, cominciare a costruire un settore giovanile. Tra i nostri obiettivi il presidente Sergio lo dice sempre, e quindi stiamo già lavorando in previsione dell'anno prossimo. Ok, due parole anche sulla partita, perché poi ci sarà anche la gara di terza categoria. Insomma, presidente, voi all'andata lei non c'era, però
oggi è una giornata a cui non si poteva mancare. Che effetto vi fa vedere una squadra, insomma, del blasone della Clivense, ex Chievo se possiamo dirlo così, venire in questo storico posto nel cuore del centro? Sono molto contento, ripeto, forse mi ripeto, la parola bambini penso che l'avrò detta 100 volte. La nostra prima squadra è una terza categoria, sono un gruppo di amici, sono insieme essenzialmente per divertirsi, sono terzultimi in classifica anche perché su 28-29 tesserati ce ne sono metà infortunati, quindi esonereremo il preparatore atletico, si dice così, che non c'è. Quindi è una bella giornata, dai, l'occasione secondo me. Ringrazio anche i ragazzi della Curva del Chievo di essere venuti numerosi, perché sarà bello sia per i bambini in primis. Comunque dopo io ero uno che quando giocavo su questo campo, anche se dovevo giocare dall'altra parte, venivo sempre a giocare di qua perché c'era il pubblico, ti gasava quel poco che c'era, quindi immagino oggi insomma possa aiutarli. Un attimo. Ecco, guarda, in tempo reale, destro e passaggio. Ecco, quindi per me è una bella giornata, ripeto, io non sono quello che pensa a vincere le partite, non sono quel tipo di dirigente, di presidente, come ho detto già mi sento più Don Bosco che un dirigente sportivo. Oggi è una bella giornata, lasciatemi dire semplicemente quello, vada come vada, sarà così. Bene, grazie e complimenti per questa iniziativa a Giovanni Gambini, presidente del Cresi. Noi ringraziamo anche Enzo Zanin della Clivense e andiamo in spot e poi torniamo ancora dal campo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Bentornati amici sportivi in diretta dallo stadio, dall'impianto di Via Davico, qui appunto a San Zeno, il campo del Crezi per Crezi Clivense. Siamo nel bellissimo prepartita organizzato dalle due società e in particolare naturalmente da quella del presidente Gambini, per raccontarvi un po' in diretta anche dal campo, vero Jacopo, questi momenti di giubilo e di divertimento che vedono le annate dal 2013 al 2016 del Crezi in campo. Non ci sono purtroppo la 11 e la 12, quelle più grandi diciamo di quarta e quinta elementare, perché sono appunto fermi per la quarantena del Covid, e allora andiamo a vedere un po' cosa fanno questi ragazzi. Cominciamo dal mister che è qui, che pensate, lo possiamo dire Antonio quanti anni ha? Guardiamo la telecamera che è là in fondo, guarda, Antonio Casone è un allenatore storico dei dilettanti. Vi confesso che adesso non ricordo quanti anni avevo, ma ha allenato anche me, questo è lo scoop di giornata. Sono un ragazzo del 39. Ecco, quindi 82?
82 anni? In aprile sì, 83. 83 quasi, in aprile manca poco. Mi sento ancora giovane, mi sento ancora giovane. E come mai? Indovino il segreto? Ce l'ho alle spalle. Sono in mezzo ai ragazzini, è la cosa più bella del mondo. E insegnargli qualcosa, non il calcio, anche se reclano quel calcio, però interessante che imparano a stare assieme e vivere assieme. È una cosa molto importante anche il calcio, ho visto, perché purtroppo il giorno d'oggi c'è problemi perché il papà va a lavorare, la mamma va a lavorare, i ragazzini vanno a scuola, dopo non si trovano più, guardano la televisione o questo o quell'altro, è un po' un problemino. La cosa curiosa e bella, Antonio, è che magari hai allenato a qualsiasi livello, anche di più grandi, e invece sei tornato alla base? No, non mai, ho sempre avuto i ragazzini. Sempre piccoli? Sempre piccoli, perché spero insegnare qualcosa nella vita, comportamento e si diventa bravi. No, ho avuto 2 o 3 che andate in Serie A. Diciamo chi? Diciamone. Non te lo dico. Non vuole prendersi i meriti. No. Ok, dai, in bocca al lupo. Avevo io, quando erano piccoli, dopo sono andati via. E grazie. Bene, in bocca al lupo, grazie, buona giornata. Jacopo, seguimi che andiamo a vedere qualcun altro. Magari questi sono, se ricordo bene, i 2015, quindi hanno 6 anni. Magari proviamo a intervistare il portiere, vediamo se ce la facciamo. Come ti chiami? Loris! Chi è il tuo giocatore preferito? Non lo so. Sei tu il tuo giocatore preferito? No, è uno dell'Hellas. Uno qualunque? Simeone? Ti piace? Faraoni. Faraoni, ragazzi, ha già le idee chiare. In porta cosa fai in porta? Sono il portiere. E pari? Sì. Tutto? Sì. Ti diverti? Sì. Fantastico. Ciao Loris, buona giornata. Fantastico ragazzi, Loris sa già chi è il suo idolo ed è Faraoni del Verona. Adesso andiamo di qua perché in fondo ho intravisto il vicepresidente del Crezi. Oggi Jacopo facciamo i chilometri, che è con il presidente, e vediamo se riusciamo anche a farlo girare a favore di telecamera. Cristiano Perina, gli chiederò di girarsi e guardare di là perché la telecamera è quella là in fondo. Allora Cristiano, ciao. Benvenuto. Allora, vicepresidente, raccontaci un po' quello che succede qua adesso. È una manifestazione, abbiamo approfittato di questa importante partita con la Clivense per far sentire importanti anche i nostri bambini. E funziona? Funziona, sembrerebbe di sì, insomma c'è anche abbastanza pubblico e quindi funziona, sembrerebbe di sì. Senti, che messaggio lanciano a quest'età a noi grandi che magari alcune cose ce le siamo dimenticate? Allora, che il gioco del calcio è un gioco meraviglioso dove c'è aggregazione, il gioco di squadra, i compagni si aiutano l'un con l'altro e quindi in questo momento un po' difficile con tutti gli avvenimenti che ci sono potrebbe essere un messaggio che tutti quanti siamo uguali, tutti quanti dobbiamo comportarci da fratelli. C'è anche il tuo bimbo da qualche parte? Arriva più tardi perché è più grande e viene più tardi a fare raccattapalle per la partita della nostra terza categoria. C'è spazio per tutti, allora lo vediamo dopo che gira sul campo grande a raccattare i palloni, ok? Grazie Cristiano Perina, buon proseguimento. Andiamo avanti di qua Jacopo, perché quando io vedo i più piccoli mi accendo. Vediamo se riusciamo a parlare anche con la mister. C'è anche la mister, chiedo scusa ai telespettatori se mi vedono un po' di spalle, ma vado subito dalla mister che si chiama? Cecilia, allora tu c'hai i più piccolissimi, 2016? 2016 sì. Cosa fanno? Questo a lui gli scappa la pipì, si vede benissimo. No. No. Dai, si sono fermati, guarda, si sono fermati. Adesso andiamo. Guarda che gioco anch'io, se no, Gioca. Sì, giocano, liberi. È un momento meraviglioso. Guardate che c'è un gol in diretta quasi. Lo fa la mister il gol. Guardate Jacopo, tu hai giocato quando avevi quest'età? Sì, anch'io ho giocato e un po' mi sembra di ritornare anch'io bambino. Mi manca un po' vivere questo calcio così spensierato, diciamo. Visto che parlavamo di messaggi, di quello che ci possono insegnare, loro sono i più piccolini, immagino che ne hai di più di 6. Sono una 12 circa, solo che oggi non potevano venire, qualcuno stava male, quindi insomma siamo... Vediamo se segna! Il tiro, fuori di poco. Come ti chiami? Martino. Sì. Hai fatto quasi gol? Sì. Ma hai già fatto un gol nella vita? Sì. Quanti? No, non mi ricordo. Troppi, non li hai contati?
No, non li ha cantati. Mi sta facendo dondolare anche me, ragazzi, con queste gambe. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, buon lavoro. Andiamo a pescare qualcun altro. Chiedo in regia se abbiamo ancora tempo di andare dall'altra parte. C'è anche il presidente, naturalmente, così riusciamo anche a parlare di questa iniziativa collegata strettamente alla stagione della Clivense. Buongiorno, salutiamo anche il Pellissier Mini e adesso riusciamo a parlare anche della maglia bellissima che ha promosso la Clivense. Se ci mettiamo più forse a favore di telecamera così ci possono inquadrare meglio. Eccoci qua. Allora amici, stiamo aspettando Sergio che arriva, se può raggiungerci. Abbiamo già intervistato praticamente metà della scuola calcio del Crezi. Allora Sergio, vieni pure. Benvenuto, facciamo vedere subito la vostra maglia perché avete questo patch con scritto Stop War, è un messaggio insomma inequivocabile. Che sensazioni hai in una giornata così particolare? Beh, è bello vedere tanti bambini che si divertono, tanti bambini che non pensano alla guerra sicuramente, ma pensano a divertirsi ed è bello. Purtroppo non possiamo fare niente perché siamo l'ultima ruota del carro per poter cercare di far smettere questo scempio, queste cose brutte che nel 2022 non dovrebbero neanche più esistere. Però un pensiero a loro, li siamo vicini e ci auguriamo che possa finire il prima possibile. Intanto oggi però cerchiamo di divertirci e di fare una bella giornata di sport in serenità e di amicizia. Senti, non si può fare niente, hai detto, però forse già provare a concentrarsi sulle cose belle può fare tantissimo. Beh, ma indubbiamente la vita è molto triste, ci sono tante cose brutte, però ci sono anche cose belle. E quando ci sono le cose belle bisogna cercare di approfittarne, bisogna cercare ogni domenica di cercare di creare feste e divertimento per fare passare giorni belli ai nostri figli che purtroppo non hanno colpe di quello che fanno gli adulti e purtroppo stanno pagando in questi ultimi 2 anni tutte delle scelte assurde che hanno fatto gli adulti. Quindi speriamo che queste feste ce ne siano tante e che possano finalmente tornare a godersi la loro vita. Ti hanno anche chiesto di autografare una maglia di recente, o sbaglio? Beh, ne ho autografate più di una. No, ogni tanto capita, soprattutto se lo si fa per qualcosa di positivo ed è una cosa molto bella. Senti, l'impressione è che abbia attecchito una sorta di, non dico collaborazione, però di intesa con il Crezi in questi giorni, è così? Ma allora, l'intesa c'è perché comunque conoscevo già Giovanni, il presidente loro, e quindi è già più semplice, però lui lo fa puramente per passione, lo fa perché ci tiene, lo fa perché ha a cuore questi ragazzi e quando ha capito che poteva essere una festa anche per loro mi ha chiamato immediatamente e abbiamo assolutamente aderito perché è quello che avremmo voluto fare ogni santa domenica senza avere rivalità o la guerra che possiamo avere in ogni partita quando noi non abbiamo assolutamente nessun tipo di problemi a essere amici di tutti perché noi siamo una società sana, una società nuova, una società che non vuole far guerra con nessuno se non in campo per cercare di portare a casa i 3 punti, ma fuori dal campo siamo assolutamente pro tutti. Senti, ti faccio una domanda un po' più personale, perché nella conferenza stampa parlavi della passione di quando giocavi da ragazzino, la stessa passione che hanno adesso i tuoi figli quando vanno a giocare, che vediamo in ogni bambino quando si prende la borsa, no? E si indirizza verso il suo spogliatoio, verso il suo campo e i genitori non riescono a stargli dietro perché gli dicono aspetta, non correre, non andare troppo forte che ci sono le macchine, ma lui vuole arrivare al campo. È questa passione qui che poi porta non solo nel calcio ma nella vita ai risultati. Tu sicuramente puoi essere un esempio di realizzazione per tante persone, quindi hai voce in capitolo. Ma io credo che se vuoi ottenere qualcosa nella vita devi impegnare fino all'ennesima potenza, non basta solo andare tanto per andare, ma devi andare perché ci tieni, perché vuoi migliorare, perché vuoi ottenere qualcosa di importante. Io ho sempre sognato di poter ambire ad arrivare a giocare in Serie A, in Nazionale o in tutti gli eventi possibili immaginare fin da piccolo e sono stato fortunato, bravo, determinato a riuscire a raggiungere questi obiettivi, ma lo fai solamente se tutti i giorni giochi, se tutti i giorni
hai l'entusiasmo che hai da ragazzino, che avevi da ragazzino, ed è stata la mia forza. Io non ho mai mollato in vita mia e cerco di insegnare ai miei figli che se si vuole ottenere qualcosa bisogna impegnarsi fino alla morte per cercare di ottenerlo, e la maggior parte delle volte, esperienza personale, riesce a ottenerlo. E permettici di dire che, insomma, che la missione riesce anche a vedere la passione dei tuoi bimbi anche nel seguire, no? la Clivense, perché gliel'hai trasmessa, sono i primi tifosi insieme a te. Ma assolutamente, sicuramente il piccolo è sempre, ha saltato solamente purtroppo 2 o 3 partite per Covid perché si era ammalato e non poteva uscire, anche se non aveva assolutamente niente, però Sonò c'è sempre, vuole venire, ci tiene, guarda YouTube, guarda Instagram, Facebook, conosce tutti i giocatori ed è una cosa bella. Anche se siamo in terza categoria, vedi che la passione non ha categoria, ma è solamente è credere in qualcosa o immedesimarsi o voler ottenere qualcosa dalla tua squadra. Posso rivolgere una curiosità al Presidente? Cosa ci fa in jeans e scarpe? Ha detto che aveva chiamato i tifosi che hanno accolto, mi sembra, l'invito in cambio della sua presenza in campo. No, ho detto che dovevamo arrivare almeno a 1000. No, ho sparato altissimo. No, stamattina ero a vedere una partita del settore giovanile, quindi non potevo arrivare di corsa, ero anche distante, quindi sarei arrivato e sicuramente avrei rischiato di farmi male neanche entrando, quindi no, ma stiamo preparando la partita giusta, arriveremo a farla, mi devo allenare, ho fatto un allenamento solo settimana scorsa e ho dovuto star buono per almeno 3 o 4 giorni per recuperare, quindi ci vuole un po' di pazienza. Tanto Sergio, sai che questo sarà il tormentone fino alla fine della stagione, vero? Non molleremo mai su questo fronte e sarà una domanda che ogni settimana come un contagocce arriverà lì. Va bene, ci fermiamo, ringraziamo ancora Sergio Pellissier, complimenti per questa giornata e per tutto quello che state facendo. Grazie a voi, grazie a tutte le persone che ci sono e spero che ne arrivino ancora, stanno arrivando. È bello dare a questi ragazzini qualcosa di emozionante, vuol dire avere tante persone che ti guardano e ti tifano, è sempre emozionante. È anche una responsabilità. Assolutamente, è una grande responsabilità, ma quasi tutti i presidenti delle piccole società dilettantistiche hanno delle responsabilità enormi perché hanno da far crescere tanti ragazzini e tanti genitori che ti lasciano tuo figlio per ore, più giorni per farlo crescere, farlo diventare uomo, quindi hanno grosse responsabilità tutti. Grazie Sergio Pellissier. Loris è arrivato, guardate anche, che chiede l'autografo in diretta a Sergio Pellissier, meraviglioso. Allora io lancio lo spot e poi torniamo in onda. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
ci prendete, amici sportivi, in diretta qua mentre camminiamo, perché sta per succedere un evento storico, un calcio di rigore speciale con il presidente Sergio Pellissier e il presidente anche della Clivense. E qua Jacopo recupera il pallone, vediamo per non interrompere. Qui ci sono i 2014, quindi fanno la seconda elementare e sono impegnatissimi. Il presidente Giovanni Gambini ferma tutto, siamo in diretta, e invece Sergio Pellissier viene catechizzato dal mister dei 2014 Giovanni Nigro, che vedete, dal simpatico accento pugliese, mentre c'è anche il figlio di Sergio, Filippo, pronto, che naturalmente vorrebbe partecipare, e c'è una leggera mischia in aria quando si dice palla nella tonnara. Eccola qui, deviazione sul primo palo, ancora calcio d'angolo, direi, Jacopo. Eh sì, qua attenzione, adesso vediamo come si andrà a sviluppare, ci scaldiamo per la telecronaca di dopo, no? Mi sembra che qua si difenda a zona, eh? Eh sì, infatti ci sono alcuni uomini liberi sul secondo palo, se il loro compagno è bravo, attenzione. Ecco il calcio. Palla colpita sotto, bellissimo, occasione sul destro, il portiere riesce a prenderla. Un'occasione storica, abbiamo trovato anche un'azione importante, vediamo se viene interrotta. Nel frattempo naturalmente, amici sportivi, siamo in attesa dell'avvio della gara, che è tra una quindicina di minuti tra il Crezi e la Clivense, ma sembra quasi più divertente fare la telecronaca qui di queste creature, guardate. Ci sono anche i giocatori della Clivense, li vedete forse da dietro? Sì, ci sono là, li vedete? Stanno riscaldando, stanno effettuando gli ultimi esercizi, sono pronti fra 10 minuti di entrare in campo. Mentre qua mi pare che l'azione stagni su questo fronte offensivo destro, c'è un mancino col sinistro a rientrare. Sempre calcio d'angolo qui, attenzione, battuta corta. Questo era uno schema. Mister, vieni qua, mister! deve interrompere l'azione, perché adesso c'è il calcio di rigore che vi abbiamo promesso. In qualche modo abbiamo invocato l'entrata in campo di Pellissier, quindi adesso vediamo che si appresterà dal dischetto a battere un calcio di rigore. Bisogna accontentarsi, oggi vediamo questo. Però io proporrei il contrario, secondo me Pellissier deve stare in porta e il bambino deve tirare. Troppo facile così, no? Lui è abituato anche in allenamento, no? Con altri giocatori. Avviciniamoci, attenzione, sul dischetto, Sergio Pellissier con il destro, parte il tiro, parato! Grande, come si chiama il tuo portiere? Oh! E la curva che esulta, si vede che Pellissier giustamente è un po' arrugginito, no? Sì, qua serve un po' di allenamento. Gli ha chiesto il bis però, attenzione. Attenzione, al secondo rigore. Attenzione, prende la rincorsa Sergio, il tiro. Nell'angolino, ma le para tutte, e questo bambino potrà crescere raccontando che ha parato 2 rigori di fila a Sergio Pellissier. E deve tirarli pavoni, mi sa, i rigori a sto punto. Sì, vista settimana scorsa, però attenzione, terza possibilità. No, niente, non gliela si fare, para tutte. Vogliamo l'autografo del bambino a questo punto. Ci pensa mister Nigro a rimettere le cose un po' in ordine. Ma la cosa bella, amici sportivi, è che tutto è meravigliosamente in disordine e in ordine allo stesso tempo. Ci sono un sacco di bambini che ci guardano anche in modo molto incuriosito, vero Jacopo? È bello che si sentano importanti, perché lo sono. Certamente, regalare anche a loro una giornata di festa e di gioia, e poi, come dicevi, è bellissimo vedere comunque la contrapposizione, no, fra questi giovani ragazzi e lo stesso Pellissier, che forse si ricorderà quando anche lui ha iniziato, no, a calcare per la prima volta i campi da gioco, ed è questo l'augurio, che anche per loro ci siano poi nel futuro, ci sia la possibilità comunque di arrivare ad altri palcoscenici, però bisogna partire da qui, è da qui che tutto ha inizio. Nel frattempo il portiere ha parato il quarto rigore consecutivo, vediamo se fa anche il quinto. Questo era imparabile, quasi sfonda il palo. Sì, qua prendiamo nota che questi giocatori li vedremo ben presto su altri campi. Allora Filippo, cosa vuoi dire? Vuoi salutare? Saluto la Guarda che sono là, saluta che ti vedono, guarda là. Saluto la Radio Adige e saluto anche, come si chiama? La Clivense e Aveglia. Ciao.
Grande Filippo, perché ci ha ricordato dove andiamo in onda, bravissimo. Allora, in diretta sui canali YouTube di Clivense di Avelia, sullo streaming di radioadige.tv, poi ce ne sono tantissime anche sull'applicazione di Teleradio Adige. La squadra Avelia oggi con il regista Andrea Colognese e l'operatore Alex Veronese. Si iniziano a smontare, quindi mi sa che si avvicina il momento, Jacopo, anche di Crezi Clivense. 2 parole, naturalmente una partita sulla carta scritta, siamo la prima contro la terzultima, 34 punti tra una e l'altra, l'andata è finita 5-0 senza storia. Mi ricordo però che in quella giornata, era il 6 novembre, la storia la fece la curva, la Northside, che è qui già pronta sotto la postazione di Avelia, perché proprio in quel giorno compiva 27 anni. Sì, quindi vorrà anche oggi comunque sostenere la propria squadra. Vediamo adesso i giocatori che sono ritornati negli spogliatoi, quindi è tutto pronto per passare al grande match di oggi. Siamo pronti anche noi, amici sportivi, mentre i bambini levano le tende, soprattutto gli zaini, e anche Filippo, che non è ancora convinto che è andato in onda, ma Filippo eri proprio in onda, in diretta questa volta, e noi lanciamo le interviste al mister Allegretti a Inzerauto e torniamo su per la telecronaca tra poco. Ciao mister, oggi è una partita particolarmente importante, probabilmente anche vedendo il risultato di ieri tra il Borgo San Pancrazio e la Virtus United. Sì, certo, importante per il nostro cammino a prescindere dagli altri. È chiaro che vincendo oggi andiamo a 6 punti, che quindi, considerato le partite che mancano da qui alla fine, è un ottimo vantaggio. È un campo particolare, uno dei campi storici di Verona, in un contesto particolare, e forse anche per le dimensioni e per com'è potrebbe essere un campo difficile. Lo sarà perché le dimensioni sono diverse rispetto ai nostri standard, ma abbiamo giocato altre volte in campi così, quindi dovremo adattarci velocemente e cercare di ottenere il massimo come del resto facciamo tutte le volte. Ci sono 2 iniziative che hanno preparato qua, una è dedicata ai bambini con il settore giovanile del Crezi, che occuperà anche uno spazio di partita visto che è stata rimandata di mezz'ora, e poi una patch che il presidente Pellissi ha deciso di applicare sulle nostre maglie. Certo, per quanto riguarda l'iniziativa dei bambini è assolutamente una cosa che mi fa molto piacere. È una cosa giustissima, perché il sorriso dei bambini credo che sia la cosa più importante a prescindere, nello sport ancora di più. E per quanto riguarda la patch che abbiamo pensato di fare, è nel nostro piccolo portare un piccolo messaggio per quella che è la situazione attuale, e quindi cercare il prima possibile di riuscire ad arrivare a una svolta che non faccia perdere vite inutili a persone che non contano nulla con la guerra. Ecco, vuoi farcela vedere un attimo? Tira un pochino più su. Grazie mister. Senti, ci è giunta voce che in settimana si è allenato un ragazzo del 79, hai paura di perdere il posto? Ma no, non ho paura di perdere il posto, però se vorrà giocare saremo tutti felici di cedergli il posto. Ascolta, a parte gli scherzi, com'è stato allenarsi con Sergio? È stata un'emozione, perché comunque allenarsi con un ex calciatore di Serie A non capita tutti i giorni. Poi ho avuto la fortuna di essere in squadra con lui, quindi abbiamo vinto, mi sono divertito, mi ha fatto fare tanti gol. Una squadra squilibrata però. Vabbè dai, a parte gli scherzi, senti, la partita di oggi è importante perché ci sono in palio i 3 punti, ma sono 3 punti pesanti visto il pareggio di ieri del Borgo, che è la vostra diretta inseguitrice. Sì, come ho sempre detto, indipendentemente da quello che fanno le squadre dietro di noi dobbiamo sempre avere l'obiettivo di portare a casa i 3 punti. Grazie, in bocca al lupo. Senti, oggi è una partita importante non soltanto per la classifica, ma anche perché per la prima volta la squadra avversaria, la società avversaria, ha organizzato una bella iniziativa con tutto il settore giovanile. Questo, diciamo, in qualche modo potrebbe darvi la dimensione anche della dimensione che state portando voi in terza categoria. Ma questo può solo fare che piacere, perché comunque soprattutto negli ultimi tempi si sta un po' perdendo questa cosa, comunque, di dare sempre più iniziative, soprattutto a incentivare i bambini. Poi, comunque iniziative stupende che, se iniziano a partire anche da queste categorie più basse, possono fare solo che del bene al calcio, e quindi noi siamo fieri di questo. Ieri c'è stato un risultato importante perché il Borgo e la Virtus hanno pareggiato, quindi in teoria dovreste essere molto più carichi. Ovvio, oggi
bisogna solo fare un risultato, vincere e andare sempre più lontano. È un campo complicato, nel senso che proprio è fisicamente complicato, perché è un campo un po' stretto, in una buca, sicuramente diciamo un luogo diverso a quello a cui siete abituati voi. Ma bisogna semplicemente cogliere dalle esperienze passate sul fatto che comunque negli ultimi trasferte abbiamo avuto alcune difficoltà, tipo il Corbiolo, però appunto questi devono far sì che oggi scendiamo in campo e con una testa diversa affrontare una battaglia, ma l'importante è vincere, oggi è solo quello che conta. Com'è passata questa settimana? Questa settimana è passata molto bene, abbiamo avuto il press che si è allenato per la prima volta con noi, quindi comunque è stato emozionante, siamo divertiti, è stata una settimana soprattutto per recuperare un attimo di allegria con il gruppo e quindi oggi siamo pronti per affrontare questa partita. Non è che Inzerauto ha paura che gli rubano il posto? Un po' d'ansia l'ho vista durante la settimana, però dai, meglio, così saranno più concentrati. Grazie, in bocca al lupo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Un pareggio all'andata e uno al ritorno con 4 punti mangiati al Borgo San Pancrazio. Si può dire in classifica la differenza fra la capolista e la sua inseguitrice la stia facendo proprio il Crezi, e non poteva che essere la squadra col giullare sullo stemma a regalare alla Clivense il jolly del campionato, visto che oggi, dopo il pareggio bianco-viola con la Virtus, la banda Pellissier può volare da +4 a +6. Più che in forma la squadra di Allegretti, reduce dal complessivo 18-0 delle ultime 4, numeri diversi per i locali terzultimi a -34 e senza vittoria da ormai 4 mesi. Amici del calcio dilettantistico, benvenuti alla Busa di Via Davico, benvenuti a Crezi Clivense, benvenuti da Luca Corradi e benvenuto anche al mio solito compagno di avventure, Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Jacopo. Ciao Luca e buona domenica a tutti i nostri amici tifosi. Andiamo a vedere subito le formazioni dopo questo prepartita fantastico, ricco di divertimento, di sorrisi, con Pellissier che ha pure sbagliato 3 rigori consecutivi che gli sono stati parati da un bambino di 6 anni. Questa è la notizia del giorno. Le partite, la partita vede le formazioni in le due squadre in campo, con il Crezi numero 1 Cona, poi Truschelli, Portioli, Allegri, Ticozzi, Samba Yabang, De Francesco, Scapini, Marzoli, Fontana e Butturini. Il mister è Vittorio Arragoni. La Clivense di Riccardo Allegretti con Pippo Pavoni tra i pali dopo i 2 rigori segnati nella scorsa gara in casa con l'Edera, poi De Pani, Motta, Facciolo, Elatimi, Tenuti, Memedi, Castellucci, De Martis, oggi titolare, torna dopo 3 partite, Alessi e Inzerauto. Allora Jacopo,
che partita è questa? Sulla carta è facile. Sulla carta sì, è facile, poi sappiamo che ogni partita è un discorso a sé, però comunque ricordiamo anche il risultato dell'andata, un netto 5-0 in favore della Clivense, che quest'oggi vuole continuare la striscia positiva di cui parlavi prima, con un netto 18-0 fra gol fatti e gol subiti. Una Clivense che secondo me oggi ha l'obiettivo soprattutto quello di allungare in classifica, perché ricordiamo che nell'anticipo di ieri fra Virtus e Borgo San Pancrazio c'è stato un pareggio, uno 0-0, che quindi permetterebbe con la vittoria di oggi alla Clivense di portarsi a +6 sulla sua diretta inseguitrice. E ricordiamo che per arrivare all'ultima partita del campionato, proprio lo scontro diretto contro il Borgo San Pancrazio, peraltro fuori casa, la Clivense deve riuscire ad arrivarci appunto lontana da giochi di matematica, con almeno 7 punti di vantaggio, per evitare, magari perdendo quella gara e poi dando al San Pancrazio di avere l'opportunità di vincere quella successiva in cui lei invece riposerà, di sorpassarlo in classifica e rubargli il primato e la vittoria del campionato. Le squadre stanno per entrare in campo, oggi è veramente una bella giornata, con un vento che comunque ci spettina e ci un po' fa rabbrividire. Siamo un po' più in alto rispetto alla Busa, dove giocheranno i giocatori e dove tutti quei bambini prima hanno dato vita a quel vociante coro festoso di anime che corrono dietro ai palloni. Amici sportivi, è un piacere oggi raccontarvi questa gara in diretta da Vico di San Zeno. Ricordiamo che andiamo in onda sul canale Facebook della Clivense, su YouTube di Avelia e Clivense, e in streaming su radioadige.tv e con l'applicazione di Tele Radio Adige, grazie alla squadra Avelia del regista Andrea Colognese e dell'operatore Alex Veronese. Oggi siamo qui appollaiati sulle mura praticamente, o per meglio dire dall'altra parte del Catino, no? Rispetto alla Busa del Crezi, perché le mura le abbiamo di fronte. Esattamente, e sempre di fronte abbiamo anche un bellissimo striscione che reca la scritta No War. Abbiamo anche ricordato durante il prepartita la patch speciale che è stata posta sulla maglietta della Clivense per dare un piccolo sostegno comunque da lontano a difesa di quello che sta accadendo purtroppo alla popolazione dell'Ucraina, e questa patch verrà comunque mantenuta fino a quando non ci saranno degli sviluppi più positivi per quanto riguarda appunto gli avvenimenti di questo periodo. Squadre che stanno entrando in campo, noi ci fermiamo per un super spot e poi torniamo. Che forti quelli che si portano le seggioline. Carissimo. Sì, c'è il posto là. Di nuovo insieme, amici sportivi, tutto pronto con le squadre in campo, con le due formazioni che hanno oggi gli stessi colori societari. La maglia è blu per il Crezi e bianca per la Clivense. Proprio sotto la nostra postazione sicuramente li vedete e li sentite sventolando le proprie gigantesche bandiere i tifosi della Norsai 94, che nella gara di andata, era il 6 novembre, compirono 27 anni dalla fondazione precisi. Il consueto saluto della Clivense con foto sotto alla propria tifoseria, e il Crezi che invece è già schierato in campo pronto per questa gara, con il capitano, il numero 9 Luca Marzoli, che va a dare il 5-1-1 a tutti i suoi giocatori. L'arbitro è il signor Marco Bellotti della sezione di Verona. Un'occhiata anche alle altre gare. Ieri abbiamo detto la Virtus ha pareggiato per 0-0 col San Pancrazio. Oggi giocano anche San Zeno Pozzo, Edera Arena, Soave Corbiolo e soprattutto la gustosa Atletico Squarà Vestenanova. Ritorno di riposo per il Zai Golosine. In classifica la Clivense a 47, al momento solo +3 più sul San Pancrazio, che era 44 ma che ha giocato già ieri. Poi Vestenanova 39, Virtus 37 e Soave più staccato a 27. Via tutte le altre. Tutto pronto per la partenza di questa 20ª giornata del girone B della terza categoria. Si parte, amici sportivi, buon Crezi Clivense a tutti. Primo pallone toccato dalla squadra di casa, con Elatimi nascosto da una gigantesca bandiera su cui campeggia l'urlo di Capitan Pellissier e che ci ha per un attimo impedito la visuale. Castellucci subito in attacco, viene messo giù con un intervento in scivolata giudicato irregolare
vediamo che avvio di partita sarà, Jacopo. Sì, intanto vediamo la Clivense che si schiera con la sua formazione tipo, quindi la difesa ormai rodata, che purtroppo vede l'assenza di Vallese, che ne avrà almeno per 2 o 3 settimane per infortunio, ma quest'oggi sostituito da De Pani. Poi il centrocampo con Facciolo, Play davanti alla difesa, coadiuvato da Castellucci, che abbiamo visto prima qui guadagnarsi questa punizione, e Alessi, che ormai anche lui si è conquistato un ruolo da titolare nella formazione di Allegretti, e De Martis dietro ai due folletti magici, ovvero Inzerauto e Mehmedi. E zitto zitto c'è anche Gasparotto, che è tornato in panchina oggi. Palla sul sinistro da parte di Motta, scaraventata direttamente sulle erbe del muraglione dietro alla porta di Cona, e Crezzi che può rimettere in gioco con tutte le squadre racchiuse in un paio di decine di metri nella fascia centrale orizzontale del campo. Palla in avanti ancora a cercare il numero 4 Filippo Allegri, con le mani Motta, che tra 3 giorni, mercoledì, compierà 21 anni. La sponda di De Martis, il tocco di Inzerauto, il primo pallone toccato dal Bomber, a quota 17 finora in stagione, secondo miglior marcatore del girone insieme a Prebellini della Virtus, dietro a Martini dell'Atletico con 20. Prova ad attaccare il Crezzi, ancora Castellucci sul pallone, finisce giù questa volta, non c'è fallo. Allora con le mani Portioli. La sponda Alessi nella sua funzione di ripulitore di palloni, con l'aiuto di De Pani, palla in avanti per Inzerauto, a vuoto ma la palla gli resta lì sul sinistro, la sterzata, c'è De Martis, Mehmedi al limite dell'area, 4 giocatori intorno, davvero una gabbia blu intorno. Prova a ripartire il Crezzi, molto aggressiva la squadra di Arragoni, la verticale a cercare lo scatto di Butturini, che però non ci può arrivare, controlla tutto Elatimi e aspetta l'arrivo di De Pani per la ribattuta dell'out. Prima impressione, Jacopo, dopo queste prime battute, squadre molto corte. Molto corte, comunque anche i padroni di casa del Crezzi vediamo che tengono la linea difensiva molto alta, un buon pressing, quindi comunque abbiamo detto sì, partita sulla carta facile, ma poi bisogna scendere in campo e ottenere risultato. Attacca ancora il Crezzi, sempre su quel fronte, quello sinistro, con Fontana che ha guadagnato un'altra rimessa con le mani. Tocco di Marzoli, allontana Alessi, trova De Martis che deve spazio qui agganciare e poi in controbalzo lancia Inzerauto. 1 contro 1, fermato dall'intervento di Samba Jabang, giocatore del Gambia. Non sarà un cliente facile questo numero 6 del Crezzi, anche qui abbiamo visto in marcatura su Inzerauto. Palla in mezzo, De Martis caparbiamente lotta e riconquista il pallone, deve però girarsi in mezzo a 2, ci riesce, ancora Samba in fallo laterale. Buon lavoro qui di De Martis, sicuramente molto motivato, lo ripetiamo purtroppo ancora una volta, alla ricerca del suo primo gol stagionale. Che sia la volta buona. Pallone ancora intercettato da Alessi, finisce giù, non c'è fallo, dice Bellotti, che punisce l'intervento con le mani dello stesso Alessi che aveva fermato il pallone. Arriva lo stesso Samba, allora chiede all'arbitro se si tratti di out o di fallo. Opzione B. Naturalmente oggi con questo vento attenzione alle palle alte, forse lo percepite anche dai nostri microfoni. Di testa Facciolo, Mehmedi, Castellucci riesce a difendere il pallone in mezzo a 2, cerca spazio e respiro, poi chiama Motta anche a gestire il rimbalzo del pallone. Arriva Facciolo, anticipato da Fontana. Butturini, buon lavoro, disorienta 3 giocatori della Clivense, e poi il tentativo di verticale a lanciare proprio Capitan Marzoli. Primo pallone toccato per la partita di Pippo Pavoni al minuto 6. Lancio di Tenuti. De Martis interviene, non riesce però a toccare il pallone. Cona se lo ritrova tra le braccia.
Sì, è uscita bene prima la squadra di casa, ma poi anche qui i rinvio saranno dei fattori importanti, anche come dicevi tu, con questo vento molto forte. Marzoli vince un rimpallo, poi arriva ancora Alessi. Avvio difficile per la Clivense perché il Crezi è sicuramente combattivo. Ancora Motta, poi Tenuti commette fallo ai danni del mobilissimo Butturini, che guadagna un interessante calcio di punizione. Sì, quasi dal limite, dalla lunetta dell'area di rigore, quindi qui Pavone sarà subito chiamato in causa, probabilmente il numero, vediamo chi si appresterà a battere la punizione, andrà direttamente in porta. In 3 sul pallone, c'è pronto anche con il sinistro De Francesco, numero 7 che adesso però si defila, rimangono l'11 che è Butturini e l'8 che è Scapini. Dovrebbe andare un sinistro, un destro, attenzione. parte proprio Butturini, Pavoni la toglie letteralmente dall'incrocio dei pali. Che calcio di punizione abbiamo visto, magistrale, era proprio diretta sotto all'incrocio, ma Pavoni si allunga e la spizza quanto basta per forse anche mandarla sulla traversa prima poi di finire in calcio d'angolo. Prima grande occasione per il Crezi, che non è ancora sazia, continua la squadra di Arragoni, questa volta dal fronte destro, palla all'indietro e poi si prosegue, allontanata e messa poi direttamente tra le braccia di Pavoni. Prima emozione della gara per merito della squadra di casa. Inzerauto la prende lui, poi importante intervento di Portioli. Alessi 2 volte, la seconda in out. Facciolo, palla ancora alta, De Martis deve metterla giù, ci riesce in modo anche elegante, poi scambia con Alessi, 1-2 tra i due giocatori. Ancora Samba, maniera irregolare nella lotta fisica con Inzerauto, che ha sicuramente centimetri in meno ma non grinta in difetto. Bello scontro quello lì. Sì, ci accompagnerà per tutta la partita. Giustamente hanno piazzato in marcatura su Kevin un giocatore che atleticamente, ecco, possa tenergli testa. E infatti gioca d'anticipo, se vediamo. Sì. Con il destro Facciolo, palla direttamente in porta, Cona non si fida e con i pugni lancia nei pressi della bandierina. Lunghissimo Motta in mezzo all'aria e Latimi non ci arriva per un soffio. Si riprenderà dal fondo, ma potenziale occasione anche questa volta direttamente su rinvio con le mani. È ormai uno schema anche in Serie A questo che viene utilizzato. Sì, vediamo molti giocatori provare direttamente il lancio lungo, un po' come vediamo a rugby quasi, e nascono delle occasioni veramente importanti. Anche qui Latimi di poco non ha agganciato il colpo di testa. Destro di Cona, oltre la metà campo, l'allungo di Marzoli che però trova la schiena del compagno di squadra. Rinvio di Depani, Memedi, sempre molto densa e fitta la rete delle maglie blu intorno a quelle bianche. Non riesce ancora una volta Memedi a controllare il pallone. Arriva allora Portioli. Depani, Allegri, batti e ribatti a cavallo della linea di centrocampo, poi Portioli col sinistro, altro flipper, Alessi, Facciolo, un po' di ordine, Memedi, bello il tocco di prima per Alessi che le idee chiare, cerca subito Inzerauto, ottimo l'anticipo di Samba nel posto giusto. Motta riparte, Facciolo di prima, attenzione al vento che cambia le traiettorie del pallone e infatti con palla alta situazioni abbastanza imprevedibili. Il Crezi se la cava rifugiandosi in out. Ancora Motta e ancora lunghissimo Butturini, allontana senza pensarci troppo, qui poteva forse metterla giù e dare avvio al contropiede.
Attivissimo in panchina mister Allegretti nel dare indicazioni. Avvio di gara forse più difficile del previsto. A vuoto 3 volte di fila giocatori della Clivense. Poi Alessi non riesce a recuperare il pallone. Un po' nervoso Alessi in questo avvio di gara, no? Sembra molto attivo, sembra voler fare molto. Si è un po' battibeccato con l'arbitro un paio di volte. Sì, ha ricevuto anche qualche colpo, quindi forse è stato un po' innervosito. Butturini ancora una volta sguscia via ai latini, deve intervenire Facciolo. Poi vince un rimpallo Mehmedi, che però è nella zona peggiore del campo sul fronte del terreno. Motta. Inzerauto. Castellucci non riesce a controllare il pallone, se ne va Fontana. Scambio con Marzoli, poi Butturini. Sulla destra di Francesco, fermato da Inzerauto, che naturalmente come sempre è il primo difensore della Clivense. Facciolo per Alessi, di prima intenzione. Samba, campanile, fuori. Se ne sono andati 12 minuti di gioco. Si resta fermi non solo sul punteggio di 0-0 ma anche all'unica occasione, e non è stata per la Clivense. Esatto, ancora Clivense che in fase offensiva si è fatta poco vedere, però questo soprattutto è per merito del Crezzi, che vediamo essere schierata bene in campo. Alessi cerca la verticale e trova De Martis. Doppio controllo, Samba. Poi spazio per Scapini, che si mette in 1 contro 1 con De Pani. Operazione inizialmente riuscita, poi vince anche un contrasto. Tenuti De Martis. Prende anche un pestone ma si prosegue perché c'è Inzerauto in 1 contro 1 che cerca Mehmedi in area di rigore, deve tenere in gioco il pallone. Palla direttamente in mezzo e poi gol di Castellucci. Alla prima occasione la Clivense punisce, bellissima triangolazione qui, Inzerauto, Mehmedi che mette questa bellissima palla al centro sulla quale si avventa Castellucci, che da 2 passi non sbaglia e porta in vantaggio la Clive. Un gol bellissimo nella sua semplicità, quello realizzato da Castellucci alla sua seconda rete stagionale. Bellissimo il cross calibrato di Mehmedi, che ormai è uno specialista dell'assist. Sì, dell'assist e del gol, lui che è secondo marcatore della Clivense, però ha anche fornito molti assist sia per Inzerauto che per altri suoi compagni, e oggi ne ha beneficiato Castellucci. Era stato forse uno dei più in ombra Mehmedi in avvio di gara, adesso la Clivense prova subito ad approfittare della scia. Come sempre l'operazione più difficile è sbloccare il risultato, così come per l'avversario di turno cercare di risalire una volta andati sotto. Ricordiamo ha preso 5 gol in 18 gare finora la squadra di Allegretti, che ha il miglior reparto difensivo della categoria. Ancora Castellucci ci prova. Sì, ci ha abituato a volte la Clivense, no? A partire un po' in sordina, ma poi basta una scintilla, una giocata e riesce comunque a portarsi in vantaggio e a segnare quel gol che poi mette un po' in discesa tutto il match. Sono bastati 2 passaggi, un taglio di Inzerauto, una galoppata di Mehmedi sul fronte opposto rispetto a quello dove sta operando, perché svaria tutto il fronte d'attacco, e poi il cross perfetto per Castellucci. Lo stesso Castellucci che abbiamo detto che da quando comunque si è posizionato da mezzala, no? Lasciando a Facciolo i compiti di play della squadra di regista, ha cercato spesso questi inserimenti. Attenzione ancora Castellucci che illumina per Inzerauto, 1 contro 1 nell'area di rigore, palla sul sinistro, messa in mezzo, è lunghissima, vediamo se Mehmedi riesce a tenere in campo anche questa. Se la mette sul destro, contro traversone, poi De Martis! Eccola, la prima rete, l'abbiamo chiamata. Eccolo qui.
finalmente si sblocca anche lui e qui tutti i compagni lo vanno ad abbracciare perché si è sbloccato il 21esimo marcatore diverso di questa Clivense e all'appello, lo dicevamo, tra i pochi mancava proprio lui e finalmente anche possiamo levare, no, dalla lista il nome di De Martis. E questo è veramente uno di quei gol che sanno di liberazione, perché è il primo nella stagione di Christian De Martis, che aveva sbagliato 2 rigori nel girone di andata, tra l'altro un gol di fattura eccezionale perché ha impattato perfettamente con la testa in stacco e ha colpito anche la parte interna del palo, quindi assolutamente imparabile per Cona questo tiro sull'ennesima giocata e invenzione di Skelzen Mehmedi. E quindi già si porta a casa 2 assist, quindi è fondamentale per questa squadra anche quando non segna. Aggiorniamo allora i numeri: 21 marcatori diversi per la Clivense in questa stagione, considerando anche naturalmente Tenuti, che ha segnato, eccolo qui in possesso di palla, il numero 6 ha segnato in Coppa Verona, e i 3 al momento non in rosa, cioè Felici, Beneduce e Anastasi. 21 marcatori diversi, compreso il portiere che ne ha fatti 2. Eh sì, infatti anche lui vuole partecipare a questo record. Una dimostrazione impeccabile di cinismo da parte della Clivense, che era partita forse un po' col freno a mano, anche lo abbiamo detto per merito del Crezi, e poi in 3 minuti ha completamente messo in discesa la sua partita, cambiando nell'inerzia con 2 giocate di Sky Mehmedi che hanno mandato in porta Castellucci e De Martis. Un 1-2 micidiale che attenzione qui, Pavoni però non ha problemi, che ha indirizzato la partita. Non ci si aspettava, no, subito questi 2 gol, visto anche appunto l'inizio della Clivense, ma che adesso nel giro di 2 minuti si è trovata in vantaggio di 2 reti. È la qualità che fa la differenza per la Clivense. Tantissimi, abbiamo detto, anche i gol dalla distanza in questo campionato, e anche gli altri, l'abbiamo detto, la maggior parte sono stati veramente belli da vedere. Motta cerca Castellucci, che riesce a anticipare il suo avversario. Ancora Motta, cerca spazio. Buona qui la gestione della palla da parte della difesa di Allegretti, che non butta via il pallone, soltanto qua con Pavoni che prova il rinvio. Ancora Motta, Fontana, Di Francesco, poi Elatimi svetta su Buttorini, che ha un bel po' di centimetri in meno. Castellucci, ancora il difensore marocchino. Facciolo di prima, era preciso il pallone per Mehmedi, che non è riuscito ad agganciare. Adesso De Martis, sull'onda dell'entusiasmo, guadagna un calcio d'angolo. Si è provato spesso la Clivense questi lanci lunghi, e preda poi o di Mehmedi, abbiamo visto qui di De Martis, per poi arrivare al cross e punire, prima con Castellucci poi con De Martis. Vediamo adesso il tipo di spirito, l'atteggiamento che avrà lo stesso Christian De Martis, che si è sbloccato a livello mentale, si è sicuramente tolto un peso. Palla in mezzo, ancora Castellucci verso la porta, la manca di un paio di metri, dicevamo, di De Martis, che ha vissuto sicuramente soprattutto questa parte di stagione, quest'ultima, con un po' di apprensione, non riusciva a dare quanto voleva, sempre generoso, no, nell'apporto dell'azione. Infatti ha fatto anche qualche gara che non ha giocato, ha provato anche a giocarsela con la scaramanzia, no, cambiando le scarpe, però, che oggi non ha indosso, quindi però ha segnato di testa, quindi non c'entrano vale, le scarpe. è vero. Castellucci al centro del centrocampo trova lo stesso De Martis, che prova a lanciare Mehmedi, ci riesce anche per effetto del liscio di Ticozzi. Mehmedi destro, di qua per De Martis, Cona gli toglie dalla testa il pallone del 3-0. Stava per chiudere il triangolo De Martis, Mehmedi, De Martis, ma ci si è messo in mezzo il portiere. Poi velo interessante qui di Scapini, che riesce a suggerire per Buttorini, tutto in rima sulla fascia sinistra, si porta però il pallone fuori. Buttorini, che resta comunque un profilo interessante per quanto fatto vedere finora. Castellucci, idee chiare con il destro, subito a lanciare per Mehmedi, aggancio difficile e poi tentativo di palleggio che gli finisce sul volto. Ticozzi chiama Fontana, trova solo l'out per la Clivense.
Contraccolpo psicologico terribile da gestire adesso per il Crezzi, che era partito bene, aveva anche sfiorato il vantaggio. Tenuti prova addirittura il destro da 40 metri e poi De Martis adesso ovviamente in stato di grazia cerca anche la rovesciata. Tutto fermo. Sì, non deve essere facile per il Crezzi, comunque partita agguerrita che ha sfiorato il vantaggio, poi trovarsi sotto di 2 gol, quindi un po' spiazzata, no? Da questo 1-2 micidiale. E la Timia Campanile dalle parti di Portioli. Scontro tra i due numeri 4. Fontana, Utturini, palleggio difficile, guadagna comunque l'out. Senza tanti fronzoli qui e la Timi che per evitare ulteriori pericoli butta il pallone in fallo laterale. Deve andare dietro la rete Portioli a recuperare questo pallone alle radici dell'Edera lungo i muraglioni. Ancora la Timi, ancora Butturini, palla in mezzo dalle braccia di Pavoni. Soffia forte il vento, soffia forte la Clivense che vince 2-0. Pavoni quasi centra Tenuti per servire Motta. Verticale, De Martis non ci arriva. La palla è ancora per gli ospiti. Intervento di Truschelli. Motta, Alessi. Si mette in proprio, qui sbaglia. Invio di Pavoni a cercare Motta, in anticipo Samba, colpisce proprio Motta. Solito flipper aereo a centrocampo. Scorre il cronometro, siamo alla metà esatta del primo tempo, 22:30. 2-0 per la Clivense per effetto dei gol di Castellucci e De Martis. E la squadra di Allegretti si porta a 60 reti in campionato. Un bel gruzzoletto, direi. Sono più di 3 a partita, considerando che questa è la 19ª gara giocata. Interviene Bellotti, c'è un calcio di punizione per il Crezzi sul fronte sinistro di attacco della squadra del Giullare. Batterà Scapini con il destro, mentre si sente anche la Norsai 94 riscaldata da questo 1-2 micidiale della Clivense. Palla direttamente in porta, non lontano dall'incrocio dei pali, non era probabilmente un tiro, è uscita una traiettoria insidiosa per Pavoni che comunque controllava. Nessun problema qui per Pavoni. Ennesimo passaggio di Tenuti a Pavoni. De Pani non controlla, arriva Portioli, ancora De Pani e ancora Portioli. E la Timi deve evitare l'angolo, riesce anche a servire a Castellucci che si gira ma viene braccato. Poi punizione guadagnata con esperienza da Facciolo. E Luca, poi quest'oggi, come spesso accade quando siamo in trasferta, comunque siamo più vicini, no, ai tifosi della Clivense, quindi possiamo ascoltare e vivere da vicino il sostegno e l'attaccamento del Northside. Correggi, attenzione a De Martis, anticipato ancora da Cona. Correggimi se sbaglio, ma la fascia di capitano ce l'ha ancora Pavoni, non ce l'ha Facciolo oggi. Adesso sì, vediamo tra le bandiere della Clivense. Ha una fascia nera a braccio destro. Direi di sì, sì. Quindi confermato dopo la doppietta su rigore. Si è guadagnato la fascia da capitano. Attacca ancora la Clivense sulla sinistra. Motta, vediamo se va il cross con le mani. No, 1-2 con Inzerauto. Bella questa palla. Fischiato un fuorigioco a Memedi che aveva colpito a botta sicura sbagliando, peraltro aveva trovato il buon intervento di Cona
Sì, si era sfilato alle spalle del difensore del Crezzi su un bellissimo cross del suo compagno, però tutto fermo. Rinvio di Cona. De Pani. Anticipato Memedi, poi in mezzo a due non riesce a intervenire. Portioli, anzi è Fontana che vince il rimpallo con Castellucci. Ancora Fontana e Portioli. Marzoli. Facciolo lascia lì il pallone, ma è del Crezzi. Scapini, non velocissimo ma efficace. E l'intervento di Elatimi. Poi Castellucci di prima scivola in zerauto, Samba lo anticipa ma la palla è ancora lì. Poi Campanile roteante. Attenzione qui. Intervento pericoloso qui da parte di De Francesco, che chiede scusa ai danni di Alessi, già rimesso in gioco. Facciolo, una finta, poi si dimentica il pallone. È intervenuto il suo omologo numero 4 Filippo Allegri. De Pani in orizzontale per Tenuti. Ancora Samba. Motta. Il duello vinto. E poi la rabona di Facciolo assolutamente efficace, oltre che bella, perché la palla va su De Martis. Anche qui la finta. E calcio di punizione. Due belle giocate quindi dei giocatori prima di Facciolo. E lo dicevamo prima, Jacopo, la qualità comunque della Clivense è superiore di gran lunga. Fa la differenza. E quindi può anche regalare non solo giocate belle ma anche efficaci, come abbiamo detto, come in questo caso De Martis, che ha guadagnato un calcio di punizione che probabilmente batterà lo stesso Facciolo. Sì, andrà in porta, sappiamo Facciolo dai piedi educati. Ed è un altro, diciamolo Jacopo, che cerca il primo gol stagionale, anche se Castellucci sembra volergli evitare questa possibilità. Poi si sposta il numero 8 che ha i calzettoni talmente in alto che sembra in calzamaglia. Eh sì, non si vedono le ginocchia. Vediamo chi va dei due. Parte Loris Facciolo con il destro, palla alta, il vento non aiuta e se ne va anche questa opportunità per la prima marcatura stagionale per il bravo capitano, anche se oggi non è, Padovano. Rinvio di Cona con il favore del vento. Tenuti. Intervento irregolare da parte di Butturini, si chiariscono i due senza problemi, naturalmente in giornate in generale, ma Jacopo, in giornate come queste molto particolari ci attendiamo ancora maggiore attenzione da parte dei giocatori nel fair play, nella sportività, nel rispetto reciproco, al netto dell'agonismo. De Martis scarica il destro, la finta, Samba, siamo ancora in area con Alessi che si accontenta del corner. Per chiudere, Jacopo, sul discorso precedente. Oggi è una giornata di festa, no? Di divertimento, come abbiamo visto nel pre-partita, quindi speriamo che questo venga anche portato avanti in campo dai giocatori. Corner per la Clivense con Facciolo con il destro a rientrare. Alla bassa che sfila via, messa fuori Alessi, Castellucci in mezzo a tre. Ancora Alessi, tocco di mano dice l'arbitro. Davvero una bella cornice di pubblico oggi anche Jacopo al campo di Davico. Ha raccolto l'invito di Pelissier, il pubblico. E anche del presidente del Crezzi, Giovanni Gambini, che ha organizzato questa bella iniziativa con tutti i bambini della scuola calcio, tutti naturalmente al netto delle quarantene Covid. Con le mani Motta sul fronte sinistro. Palla lunghissima per Inzerauto, come sempre spalla alla porta e ennesimo campanile innescato da Luca Troschelli. Ancora Motta, deve tornare da Pavoni, non rischia e trova De Martis, stop elegante, poi Castellucci verticale non riuscita per Inzerauto che era scappato. Facciolo, Motta cerca anche le giocate elementari, a volte la Clivense, a volte ne riescono anche le occasioni migliori. Castellucci
verticale per Inzerauto che sfugge stavolta la morsa di Samba. Alessi, De Pani in posizione molto avanzata, cerca la fascia, viene fermato però dall'intervento di Portioli. Castellucci, cerca e trova l'1-2 con Memedi, palla all'indietro, Alessi anticipato, poi Scappini, ma ringhia su di lui De Martis che gli strappa il pallone e guadagna il fallo laterale. Questa era almeno la mia impressione. E invece no. Non è di questo avviso il direttore di gara. Buttorini non riesce a controllare, allora Tenuti come sempre ha un po' la giocata col pilota automatico, ormai va direttamente da Pavoni, stavolta c'era la team in mezzo, ha colpito lui. Sì, comunque è riuscito a amministrare questo pallone non facile. Portioli, la palla è uscita. Si sono abbassati i ritmi, siamo al 32esimo, naturalmente la colpa o il merito, vedete voi, è dell'1-2 micidiale che la Clivense ha messo a segno tra il 13esimo e il 16esimo con le due giocate di Memedi che hanno mandato in porta prima Castellucci e poi De Martis. Facciolo, Inzerauto carica il sinistro, anche lui vuole naturalmente rimpinguare il proprio bottino, cercare il gol numero 18 in campionato. Palla altissima. Sì, un po' in ombra forse rispetto ai suoi compagni Inzerauto, ma abbiamo detto ben braccato dai difensori del Crezi che non gli concedono alcuno spazio. E infatti, come sempre succede, ha già operato Allegretti il cambio di fascia. Vediamo Memedi qui a sinistra e Inzerauto a destra, vediamo se questo avrà effetto. E risponde anche però il tecnico Aragoni spostando dall'altra parte Yabang, sì, che per appunto continuare questo duello personale fra i due. Sì, ogni tanto si rivede anche la vecchia buona marcatura uomo, no? Sì. Attacca il Crezi, buon lavoro di Scappini, poi arriva Alessi, anticipo di Fontana, Buttorini contro Elatimi che riesce a strappargli il pallone, poi lancia per Memedi, Truschelli con la testa nel posto giusto, Allegri, anzi era Di Francesco che non riesce a servire Scappini. Si cercano comunque i giocatori del Crezi, provano a giocare il pallone. Tutto questo mentre devono naturalmente prima di tutto occuparsi di recuperarlo e di evitare agli attaccanti della Clivense di arrivare troppo pericolosi dalle parti di Cona. Adesso ci prova Tenuti, Motta, Alessi di prima, sbaglia, ancora Motta, Marzoli, intervento di sponda, non riesce a perfezionare l'1-2, poi Alessi, ottimo lavoro da parte del numero 10 che si becca anche gli applausi del pubblico. Memedi anticipo stavolta su Truschelli, poi De Martis, attenzione perché stava per tornare il pallone in un casuale triangolo di rimpalli proprio a Memedi, ha fermato tutto l'arbitro credo per un tocco di mano. De Martis che si trova spesso da solo lì fra un po' nella terra di nessuno tra difesa e centrocampo, quindi ha spesso lo spazio per girarsi o fare la sponda per i compagni. Si riparte da Pavoni e da Motta. Clivense che predilige la fascia sinistra per l'impostazione, cerca qualche idea Motta, non trova altro che rifugiarsi ancora da Tenuti e da Pavoni. Naturalmente questo è un tipo di gioco che la Clivense fa anche volentieri, soprattutto quando è in vantaggio, il che capita quasi regolarmente. De Martis ancora a recuperare il pallone, cerca in aria Memedi, poi un tocco forse con le mani da parte di De Pani che sta alzando progressivamente il suo raggio di azione. Come si alza il vento. Lancio lungo, Allegri sbaglia, c'è Memedi,
Facciolo con calma, meno calma invece per Motta che sparacchia in avanti. Marzoli cerca Butturini, trova Tenuti. Fontana, attenzione a Castellucci che perde il pallone, ne approfitta Allegri, c'è Portioli pronto sulla sinistra, eccolo servito, torna ancora dal 4, attenzione a Inzerauto che gli ruba via il pallone, è molto più veloce, deve però controllare con tutti questi rimbalzi del campo, fatto fuori un altro, poi c'è il tentativo, in realtà era per Memedi secondo me questo passaggio, infatti De Martis che era in fuorigioco si è fermato ma non ha fatto in tempo Memedi ad arrivarci. Sì, ma giocata forse di troppo per Inzerauto che ha mandato fuori tempo sia De Martis che Memedi. Inizia a scaldarsi comunque il bomber lombardo. De Pani, soliti problemi con il vento, e allora palla sull'Edera. Otto e mezzo più recupero al termine del primo tempo. Clivense saldamente con le mani sulla partita grazie al 2-0 del primo quarto d'ora. Il tamburo della Northside, del sinistro con le mani di Portioli, poi Inzerauto si è scontrato letteralmente contro un muro. Questa fa male perché ha ricevuto un colpo sul viso, infatti chiede l'intervento dei massaggiatori, forse anche forse esce del sangue, vediamo. Sicuramente non volontario questo intervento, ecco, magari uno scusa ci stava. Sì, non l'ha fatto apposta, però il colpo l'ha sentito. Si tratta anche di due fisici diversi, uno era fermo, l'altro gli si è lanciato contro senza nemmeno vederlo, quindi ha avuto la peggio Inzerauto che adesso viene aiutato a riprendersi. Mentre il gioco riparte, Pavoni ha chiesto a Motta di salire, destro lunghissimo al limite dell'area, solito destro masticato da parte di Truschelli che di solito bada più a colpire il pallone che alla direzione. Motta trova De Martis, controlla il pallone, c'è un intervento, vediamo cosa decide l'arbitro. Tutto da rifare probabilmente, eccolo qui l'out di Motta, vediamo se va di replay. No, cambia idea, Alessi sbaglia il controllo, ne approfitta Scapini. Motta svirgola, poi Castellucci, grazie anche a Inzerauto, tolgono il pallone a Butturini, poi scivola Castellucci, commette fallo. Tutto fermo, prova Truschelli allora a tirare direttamente in aria. Questa è almeno l'idea. Poi colpito anche l'arbitro che di solito dovrebbe fermare il gioco, qua si dimentica del regolamento. Si prosegue. Motta porta la palla sul fondo, rischia il corner, trova invece Tenuti che può allontanare in maniera rischiosa però. Allegri riconquista e parte da Truschelli, buona la verticale. Butturini non controlla, ancora Samba in anticipo su Inzerauto. Facciolo, De Pani. Lancio ancora per Inzerauto, la prende lui sto giro. E poi si schianta contro le protezioni, gesto forse anche un pochino di sfogo per questi suoi 38 minuti di gara in relativa difficoltà. Sì, è ben marcato da Samba, forse anche un po' con le cattive maniere, però in qualche modo ci è riuscito il difensore del Cresi a limitare Inzerauto, che però abbiamo imparato nel corso del campionato, gli basta poco per accendersi e trovare il guizzo vincente. Cerca proprio quel metro per liberarsi delle marcature che aveva in Inzerauto. Adesso stesso problema per Memedi che la prende anche, peraltro si lamenta perché nessun compagno ha seguito, ma la palla era indirizzata proprio sul portiere.
Siamo ancora sotto le mura e sotto lo striscione No War, questa giornata di sensibilizzazione promossa dal Crezi insieme alla Clivense, con le mani Portioli, di testa Castellucci, arriva De Martis, sponda ancora per Castellucci che deve accelerare le operazioni, infatti disturbato da Fontana, operazione riuscita. Portioli messo giù, calcio di punizione. Un'occhiata anche ai prossimi impegni di queste due squadre. Il Crezi giocherà domenica al campo dell'Arena, sabato invece l'appuntamento per la Clivense che torna in via Sogare contro il San Zeno. Cominciano veramente a sottigliarsi le partite al termine, una specie di conto alla rovescia per la squadra di Allegretti. Il destro al volo qui da parte di Scapini con palla ben lontana dal bersaglio. Cerca sempre la ripartita palla a terra la Clivense e la Timi sul limite del campo, rischia anche di perderla, gli va bene nel contrasto con Butturini. Ma qua c'è la fine del primo tempo, mancano 3 minuti più recupero. E la Timi messo giù, intervento anche quasi volontario qui da parte di Butturini, fa finta di nulla l'arbitro, è bravo anche la Timi a non reagire. Palla già messa in gioco. Castellucci, si cambia tutto e si va da Motta che trova De Martis. È buona l'operazione, non è in fuorigioco. Castellucci, vedete, comunque sempre molto vicine le maglie del Crezi. I giocatori della Clivense riescono magari a saltarne uno, se ne trovano di fronte un altro. Ben messa in campo la squadra di Arragoni, Sì, comunque nonostante il 2-0 continua a pressare la Clivense. Qui infatti il pressing ha portato i suoi frutti, quindi la squadra di casa guadagna questo fallo laterale. Parliamo comunque di Vittorio Arragoni, mister che ha allenato anche il Somma in eccellenza, quindi senz'altro esperienza ce n'ha, esperienza e idee al servizio della società di Giovanni Gambini. Adesso c'è un colloquio abbastanza lungo tra l'arbitro Bellotti e il giocatore che sta rimettendo con le mani. Si tratta di De Francesco. Castellucci, De Pani, palla per De Martis, rimbalza, poi attenzione, è buona, Memedi con la testa in porta per il 3-0, ne approfitta subito del regalo. Dopo 2 assist inserisce anche il suo nome Memedi nel tabellino di giornata, quindi approfitta dell'uscita un po' a vuoto del portiere, forse anche non aiutato dal forte vento, e Memedi punisce subito di testa per il 3-0 della Clivense. Ed è il gol numero 9, quindi si avvicina alla doppia cifra in campionato per Skelzen Sky Memedi, giocatore macedone che dunque, come diceva giustamente Jacopo, oltre ad aver mandato in porta 2 compagni, adesso fa anche tutto da solo, approfittando di questo regalo del portiere del Crezi Cona. Giocatore di grande apporto anche di qualità e quantità, Skelzen Memedi, o segna o manda in porta qualcuno. Nelle ultime partite si è rivelato preziosissimo Memedi per la Clivense, sia servendo i propri compagni sia comunque trovando anche con una certa continuità il gol. Infatti è il secondo marcatore di questa squadra. Ancora lui, stavolta non si capisce con De Martis, c'è però Facciolo che può far ripartire Inzerauto, aggancio difficilissimo in corsa, poi in mezzo a 3 perde il pallone, arriva Alessi, Fontana, fermato in maniera regolare dal solito Alessi. 1 minuto di recupero, dice Bellotti, a partire da adesso. Crezi ha accelerato con troppa fretta le operazioni e ha buttato via il pallone. Primo tempo che si chiude quindi con un risultato pesante per la squadra di casa,
netta superiorità tecnica e qualitativa da parte della Clivense, che però al netto delle 3 azioni dei gol non ha schiacciato a livello di occasioni da gol l'avversaria, che ha ben figurato soprattutto nei primi 15 minuti. Sì, una squadra, come detto prima, ben messa in campo, che in realtà appunto ha trovato per prima l'occasione per andare in vantaggio, ma Pavoni è stato bravo a deviare sulla traversa e poi in calcio d'angolo. Però poi abbiamo detto la qualità della Clivense e dei giocatori alla lunga può fare la differenza, ed è per questo che nel primo tempo la Clivense è già sul 3-0, quindi ha già indirizzato la partita, che finisce qui per il primo tempo. Finisce praticamente con un paio di secondi di anticipo il primo tempo tra Crezi e Clivense, 3-0 per gli ospiti, firmato Castellucci, De Martis e Memedi. Noi abbiamo già fatto e detto tutto per quanto riguarda il commento di questa prima frazione di gioco. Amici di Avelia della Clivense di Teleradio Adige, ci ritroviamo tra poco in onda per la diretta, ma soprattutto ancora prima dagli spalti per qualche contributo e qualche intervista interessante. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Reclami. Siamo in onda, di nuovo in onda, amici sportivi di Teleradio Adige e di Avelia, con l'intervallo nella partita tra il Crezi e la Clivense, in questa bella giornata di sole e di ormai inizio primavera, Jacopo, qui al campo di Via Davico. 3-0 al fine del primo tempo per la Clivense, una partita che si è messa subito bene per la squadra di Allegretti. Siamo un po' in mezzo ai tifosi, vicino alle poltronissime della signora Daniela, che ha allestito, qui vedete, una specie di postazione tribuna. Noi gli abbiamo chiesto se vuole parlare, lei ci ha detto di no, quindi ovviamente le facciamo una domanda. Signora Daniela, lei viene spesso a vedere la Clivense? Tutte le partite, in casa e in trasferta. E come le sembra?
Li adoro. Perché? Perché sono bravi, perché sono i miei calciatori, la mia squadra, perché anche mio figlio che è disabile adora questa squadra, perché cantiamo, passiamo una bella domenica, ambiente bello, sano, senza parolacce, senza bestemmie, cori razzisti. Anzi, con tutti questi bambini stamattina, visto? Ma a parte questo singolo campo, io mi diverto dappertutto, il clima è molto buono, è molto bello anche per le famiglie. Ecco, per le famiglie. Complimenti allora anche in bocca al lupo anche per il figlio, come si chiama? Riccardo. Riccardo, tifoso della Clivense, Riccardo. Certo. Ti diverti? Sì. Fantastico, buona domenica, grazie allora Daniele e Riccardo. Non spostiamoci tanto Jacopo perché abbiamo un sacco di tifose, quindi approfittiamo, così capiamo. Non siete tifose, siete accompagnatrice dell'altra squadra, ancora meglio. Allora, tu chi sei? Sara. Sara? Alessia. Alessia? Marica. Ok, allora oggi è un po' dura. Oggi è molto dura. Erano partiti bene però. Ma qualcuna di voi è l'amorosa dell'11 di Buttorini? No. Che quasi segnava, sta giocando benissimo. È il mister in questo momento. In questo momento perché rischia la panchina? No, perché oggi il mister sta male. Ah, non c'è oggi Vittorio. Non sta bene, ok. Allora, speriamo che si riprenda un po' meglio. Voi avete seguito tutte le partite del Crezzi? Ok, come sta andando oggi? Come stanno giocando rispetto al solito? Secondo me hanno paura oggi. Sì, hanno paura, però li ho visti giocare abbastanza bene, diciamo, soprattutto all'inizio. Poi 1-2, quei 2 gol lì. Esattamente. Se partono così, dopo c'è anche la demoralizzazione di tutto e si buttano giù come squadra. Senti, non ci capita spesso di parlare con tifosi ospiti perché più che altro non ce ne sono moltissimi, allora è bello essere questa volta in mezzo anche all'altra parte, diciamo, della partita. E che effetto vi fa giocare contro una realtà come la Clivense? Chi vuole provare a prendersi questa responsabilità? Non ho nessun tipo di effetto, assolutamente nessun tipo di effetto. Grazie. Ok, diciamo che hanno un po' glissato sull'argomento perché non vi fa molto piacere forse vedere questa realtà in questa categoria, è questo che interpreto, percepisco. Tutto troppo costruito per questo campo, comunque in terza categoria alla fine. Eppure il tuo presidente ha coinvolto la tua squadra, la società di Pellissier, per fare insieme questa bella organizzazione, questa bella iniziativa con questi bambini, proprio anche per mandare un messaggio di collaborazione, di inclusione, in modo che si parta dal capire che siamo qui tutti sempre per vedere del pallone che gioca. Il fatto di avere magari una televisione ti può dare un messaggio per farlo arrivare più lontano. Questo è quello che mi sento di dirvi, per abbassare il tono, magari perché gli avversari tante volte queste domande, Jacopo, se le fanno giustamente, dicono siamo in terza categoria, vediamo queste cose, però è un'occasione. Squadra, perché comunque vedo tutte le partite ed è l'unica squadra che succede tutto questo. La mia domanda è: perché solo con questa squadra? Perché dietro c'è un progetto di un certo tipo legato ad una persona come Sergio Pellissier, che ha un passato di un certo tipo e che sta cercando di riprodurre un certo tipo di società, di modello per il futuro. È chiaro che ripartendo da zero parte anche da campi come questi, e quindi se tu la vedi da questo punto di vista può essere anche una prospettiva di umiltà da parte sua, per dire riparto dal basso e attraverso i mezzi che io ho posso dare dei messaggi anche dal basso verso il più alto. Questo è quello che mi sento di dirvi, ma solo per dare un po' il senso, no, a tante voci che giustamente hanno diritto di esserci. Buona domenica e buon proseguimento. Allora Jacopo, andiamo da questa parte perché ci riviciamo, grazie signora Daniela. È bello sentire anche a volte qualche voce fuori dal coro per avere la percezione di quello che c'è intorno, di come viene percepita questa realtà che effettivamente dall'esterno può sembrare tra virgolette eccessiva per una categoria di questo tipo. Sì, logico, non si è abituati, no? Comunque a vedere tutta questa macchina che c'è dietro alla squadra che poi scende in campo, però come dicevi te l'obiettivo di Pellissier, di Zannini e di tutta la società è prettamente quella di dare maggiore visibilità comunque a una categoria che forse a volte è anche un po' bistrattata, perché giustamente è più lontana rispetto ad altre da certi mezzi di comunicazione, quindi se la Clivense in questo senso può
dare una mano in questa stagione, prima che poi si spera prenda anche altri futuri, è giusto, ecco, comunque come l'occasione di oggi, no, per dare spazio ai giovani, per dare spazio al settore giovanile, quindi dei messaggi positivi e di inclusione per tutta la categoria. Fammi aggiungere un'altra cosa, effettivamente lo ha rimarcato anche Sergio Pellissier nel prepartita, è stato il Crezi e il presidente Giovanni Gambini un po' una mosca bianca, cioè lui che ha teso la mano e ha chiesto questo tipo di collaborazione, di iniziativa, e questo comunque la dice lunga, perché dice: se l'avessero fatto tutti, chiaramente noi siamo pronti a essere inclusi, ma ci vuole anche lo spirito di inclusione del resto delle persone. Adesso lanciamo le interviste realizzate nel corso dell'intervallo e poi torniamo in onda. E insomma, il gol è fatto alla fine. Sì, finalmente è arrivato il gol. E ringrazio comunque tutte le persone che mi hanno dato fiducia, e questo gol è dedicato a loro, e da adesso spero di continuare a portare avanti i gol. La partita non è chiusa, siamo alla fine del primo tempo, 3-0. Cosa serve adesso per il secondo tempo per non perdere concentrazione e continuare su questa con questa forza? Beh, non dobbiamo decisamente abbassare la guardia e dobbiamo continuare appunto a testa alta, e non è finita qua, ne abbiamo fatti 3 e dobbiamo andare avanti. Senti, c'è uno stemma importante sulla vostra maglietta, uno stemma nuovo. Sì, non lo so, forse ha portato fortuna questo, mi viene da ridere, però sì, diciamo no war. Un'iniziativa importante quella con i ragazzini, perché riporta al calcio la sua dimensione naturale, che è quella del gioco, del divertimento e dei bambini che giocano. Sì, è stato bello anche per noi, soprattutto anche a livello personale, è stato bello vederli, e gli faccio un grande in bocca al lupo a loro e speriamo che appunto continuino a divertirsi. Grazie, in bocca al lupo. Ci vediamo, dai. Ciao. Di nuovo in onda, amici sportivi, subito in diretta per il secondo tempo di Crezi Clivense dopo lo 0-3 della prima frazione di gioco. Squadre in campo, si attende solo l'arbitro che sta velocemente recuperando la propria postazione, è il signor Marco Bellotti della sezione di Verona. Ben tornato anche a Jacopo Segalotto della cronaca di Verona. Grazie Luca. È partito il secondo tempo, amici sportivi, buon Crezi Clivense a tutti. Attacca il Crezi sul fronte destro con Marzoli. Era partita bene la squadra di Aragoni nel primo tempo, abbiamo anche scoperto che non sta bene il mister, dopo magari cerchiamo di capire meglio cosa si intende. Voci naturalmente dal pubblico, quindi da verificare. In avanti ancora il Crezi, Castellucci. Alessi deve stoppare di tacco all'indietro, operazione non facile. Poi Allegri, siamo in area, palla sul destro, messa in mezzo e Latimi e Motta a sparacchiare via, ma buon avvio anche del secondo tempo da parte della squadra di casa. Come nel primo tempo, Crezi subito all'arrembaggio, vorrà provare quantomeno a riaprire questo match. Allontana Alessi dalle parti di De Martis, che riesce a fare sponda per Inzerauto nel duello in velocità con Samba. Viene Cona a mettere tutti d'accordo, sembrava poter reggere il passo di Inzerauto Samba. Sì, abbiamo detto comunque un avversario ostico che in velocità sicuramente non è da meno rispetto a Inzerauto, che qui gli ha tenuto testa, prima comunque dell'uscita da parte del portiere che ha sparato via il pallone. Marcatura a uomo da parte di Yallo Samba, Yabang Samba, giocatore del Gambia, l'abbiamo detto, su Inzerauto, così come dall'altra parte c'è di solito Truschelli su Memedi.
con le mani De Francesco, palla lunga, Marzoli poi tenuti, ancora Allegri, Facciolo anticipato, arriva Castellucci, trova il corridoio per Memedi che si allunga troppo il pallone, solito Truschelli senza troppi preziosismi a sparacchiare sui muretti, e la Timi. Qui ha ricevuto forse un colpo qui duro. Il fischio arriva adesso da parte dell'arbitro. Rimane a terra qui la Timi, il colpo l'ha ricevuto dal capitano del Crezzi, ma si rialza. E anche in questo caso magari una scusa poteva essere un bel gesto, ma c'è un po' di tensione. Comunque ci tengono sempre gli avversari della Clivense a mostrare il proprio valore, a confrontarsi. Attenzione a Motta sulla fascia sinistra, rintuzzato ancora da Scapini. Alessi. Ha commesso fallo questa volta Inzerauto ai danni di Samba, il classico ponte. Non riesce l'aggancio di Scapini, si riparte dal fallo laterale. Motta per Alessi, prova da questa parte, dai Latimi e da De Pani, nella zona migliore del campo, sul fronte del terreno. Lancio lungo di Latimi dalle parti di Memedi, aggancio meraviglioso, fatto fuori anche il proprio difensore, poi un'altra sterzata, si aggroviglia con l'avversario di turno, ma guadagna il corner. Altra giocata sontuosa da parte di Memedi. E preziosa, perché qui permette alla sua squadra di salire e di poi provare a sfruttare questo calcio d'angolo e rimanere in attacco. Il destro d'uscire di Facciolo, groviglio di Maglie lì in mezzo, fallo fischiato in attacco da parte del direttore di gara. Allora sfuma anche questa occasione. Clivense naturalmente rilassata, forte dello 0-3. Ha praticamente, se non chiuso, ben indirizzato la pratica nel primo tempo, mentre vediamo anche che si scaldano i giocatori della Clivense in panchina. C'è anche Gasparato che sta iniziando qualche operazione di preparazione. Sì, probabilmente entrerà anche lui nel corso del secondo tempo. E sarebbe bruciare i tempi, perché Jacopo ci aveva detto che l'infortunio muscolare di 3 settimane fa avrebbe potuto tenerlo lontano un po' di più. Una serie di scontri a centrocampo, due giocatori a terra, prosegue il gioco, c'è Fontana che però prende in controtempo Allegri, si rialza nel frattempo dolorantissimo Butturini, uno dei migliori dei suoi nel primo tempo. Sicuramente. Ha rischiato anche di segnare. Sì, è stato lui infatti il più pericoloso, la vera occasione del Crezzi è nata dai suoi piedi. Qui ha ricevuto un colpo ma si rialza subito. Un po' arbitraggio all'inglese, no, in questo frangente da parte della... Errore grave qui di tenuti. Marzoli per Butturini che non riesce a fermare il pallone. De Pani, occasione potenziale sfumata per il Crezzi. De Martis stoppa praticamente con il ginocchio, subisce un colpo al basso schiena con il ginocchio probabilmente da parte di Ticozzi. Contrasto doloroso per De Martis, che ha finalmente trovato il suo primo gol stagionale dopo una lunga rincorsa. Pallone affidato a Castellucci, c'è Motta sulla sinistra libero che reclama, pallone invece in porta, sì, direttamente tra le mani di Cona, che ha calcolato anche il vento. Pronto a rinviare, stavolta si è tolto il berretto perché il sole non gli dà più fastidio da quella parte. Si arriverebbe a Pavoni il berretto. Pavoni che però deve ancora toccare il pallone in questo secondo tempo. Sì, buon segno che comunque la Clivense, nonostante il 3-0, non ha smesso
di giocare e di attaccare, infatti che qui guadagna un altro calcio d'angolo. Si sono un po' ostacolati Samba e Truschelli, preoccupati dall'arrivo indiavolato di Mehmedi, si sono rifugiati in corner e allora arriva con la sua andatura trotterellante Facciolo. Salgono le torri, come si dice in gergo, in particolare Elatimi, De Martis, Castellucci, pallone alto all'indietro, la prende Mehmedi, poi palla messa fuori, tocco con il braccio, dice Bellotti, e anche un giallo addirittura per Elatimi. Sì, qui il primo provvedimento nei confronti del difensore della Clivense, che quindi si becca questa ammonizione. Si arrabbia Allegretti, non abbiamo sotto mano la griglia degli ammoniti e dei diffidati, però potrebbe essere una ammonizione pesante. Ricordiamo che sabato, la prossima gara, la Clivense la giocherà in casa contro il San Zeno, ma più che altro la squadra di Allegretti ha la rosa corta soprattutto in difesa. È uscito nel frattempo il numero 4 del Crezzi ed è entrato il numero 15, ovvero Allegri, è uscito ed è entrato Luca Bernardi. Alessi, aggancio elegante, poi scambia con Castellucci e De Pani. Mehmedi, coperto un po' dalle bandiere, si sposta. Facciolo con il tacco, con gli occhi anche dietro Facciolo. Motta però si addormenta, perde il pallone, prova a farsi perdonare, ci riesce intervenendo su Scappini. Si resta sotto le mura con palla fra le mani di Motta, stavolta la gioca all'indietro per Tenuti. Eccolo il primo pallone toccato da Pavoni nella ripresa, siamo al 10° minuto. Avanza Tenuti, con il destro cerca e trova Inzerauto, controllo così, Alessi, Samba, Motta prova a mettere un po' di ordine, poi ci smentisce perché lancia praticamente il pallone sul portiere. Rinvio lunghissimo, Marzoli la prende, attenzione a Buturini che è più veloce di Elatimi, almeno nello scatto a breve. Pavoni si inframette. Bravo qua Elatimi comunque a proteggere l'uscita del suo portiere. Ancora Elatimi, lancio per Mehmedi che non aggancia, si riparte dal portiere. De Pani, stop imperfetto, poi Elatimi, attenzione perché rischia, è già ammonito qua, è intervenuto in maniera non cattiva ma fallosa su Buturini. E allora Scappini proverà a rimetterla dentro l'area di rigore. Sì, chissà che comunque al netto della panchina corta, abbiamo detto di Allegretti, che però non voglia tutelarsi, semmai. Attenzione qui intanto la punizione. De Martis si è fatto uno scatto di 30 metri dalla metà campo per andare a coprire esattamente quella porzione di campo dove è arrivato il pallone. Davvero un bel gesto di sacrificio di De Martis, che adesso vedete recuperare posizione. Sì, dicevo di Allegretti che non voglia semmai, ecco, per evitare una possibile seconda ammonizione, no, per Elatimi, semmai sostituirlo e quindi aggiustare qualcosa in difesa. Colpo di testa intanto per il Crezzi, prima conclusione verso la porta di Pavoni. Alessi difende il pallone, deve resistere a qualche strattone, ce la fa. Facciolo, De Pani, De Martis come sempre aggredito da dietro,
va giù, attenzione a Mehmedi in area, deve tornare indietro, ma resta in quella zona d'attacco la Clivense. Castellucci prova quasi il tiro, stava per diventare un servizio per De Martis, poi Butturini, Marzoli non riesce a controllare nella morsa tra Facciolo e De Pani. Tenuti che torna da Pavoni, addirittura in 2 su di lui. Pressing alto nel Crezzi, ma Pavoni è preciso nel rinvio. Se la cava bene la Clivense in disimpegno, poi sbaglia tutto Mehmedi che poteva anche fermare la palla. Buon lavoro qui di De Pani che conquista il pallone. Castellucci si gira e cambia fronte, si va sulla sinistra. Tenuti prende la mira, pallone perfetto per Motta, poi con De Martis che invece inciampa e non riesce a servire al centro. Aveva fatto tutto bene qui la Clivense, non ha fatto i conti col terreno di gioco. E vediamo che si appresta una seconda sostituzione il Crezzi. Mi sa che risponde anche Allegretti che fa entrare Davi. Nel frattempo entra il numero 16. Allora esce il capitano che è il 9, vediamo a chi dà la fascia, al 2 che è Truschelli. Ha lottato, a poco ha potuto fare Luca Marzoli. Al suo posto con il numero 16 Ramos Angel Miguel Trinidad, giocatore classe 96 di nazionalità dominicana. E come ti dicevo, Allegretti toglie Latimi per evitare una possibile espulsione e inserisce Davi, quindi probabilmente arretrerà al posto di Latimi in difesa Facciolo. Così è infatti, quindi Davi che ha segnato il suo quarto gol in capitano la scorsa partita contro l'Edera. Primo pallone toccato da Trinidad. Castellucci. Tenuti. Solito scambio lungo con Pavoni. Pallone in cerca di Motta, si è inserito nella traiettoria Samba. Trinidad, ancora lui, difende bene il pallone, poi chiama sulla destra Di Francesco, lo scambio 3-2, resta in quella zona d'attacco il Crezzi. Con le mani Di Francesco, arriva Scapini, subito il pallone buttato in mezzo, Facciolo sparacchia fuori, Truschelli con la testa, Portioli, bello il passaggio per Butturini, poi Tenuti deve allontanare, momento di relativa ansia e frenesia per la difesa della Clivense che ha allontanato un po' in ambascia questa azione. Ancora Butturini e qui De Pani fa buona guardia, intromette il suo fisico a protezione del pallone e di questa rimessa dal fondo. Amici sportivi, siamo al 16° della ripresa, regge lo 0-3 del primo tempo per la Clivense. Crezzi che ha generosamente alzato il proprio raggio di azione, Clivense che come al solito cerca di controllare per poi colpire o con qualche lancio, con qualche contropiede, con qualche scambio in verticale. Pavoni, Tenuti con il tacco in zerauto a chiamare Motta che si scontra ancora una volta contro le protezioni effettivamente molto vicine alla linea dell'out. Sì, bisogna stare attenti lì perché basta poco per scontrarsi. Tenuti, lancio lungo, vediamo se Davi riesce a toccare il suo primo pallone, la mette giù il 14, 1 contro 1 con Capitan Truschelli, palla sul sinistro, questa volta trova o almeno cerca di trovare Mehmedi che recupera il pallone, supera una buca, un avversario, poi la mette dentro
non è ancora finita, sul sinistro, controcross, De Martis pensa per un attimo alla rovesciata, poi cambia idea, Motta sul sinistro, Trinidad gli impedisce il traversone, si difende con i denti il Crezzi. Siamo ancora lì. Motta. Alessi. Fermato. Perde metri la Clivense, ma sicuramente guadagna tempo. Pavoni. Nel frattempo, Luca, vediamo anche i parziali, no? Dagli altri campi. Il San Zeno che sta vincendo 4-2 contro il Pozzo, l'Atletico Squarà che sta pareggiando 1-1 col Vestenanova e il Soave che sta perdendo invece con il Corbiolo per 1-0. Pozzo che tra l'altro merita qualche parola perché è sicuramente un'altra squadra rispetto al girone di andata, si è rinforzata, ha ottenuto le sue prime 2 vittorie in campionato, peraltro la seconda proprio la settimana scorsa contro il Crezzi 2-0, quindi sono quelle squadre da non sottovalutare perché se guardi la classifica rischi qualche errore. Davì recupera il pallone, Memedi, palla in mezzo, Cona forse la sfiora, sì, vediamo cosa dice l'arbitro. No, era comunque bello da vedere, plastico il tuffo del portiere del Crezzi. Altra occasione potenziale per la Clivense. E sta amministrando un po', no? E comunque il largo vantaggio acquisito nel primo tempo. Può permettersi anche comunque di rallentare e di provare a divertirsi quando la palla arriva tra quelli davanti. Altissimo Castellucci. De Francesco con le mani, cerca Trinidad, trova Alessi. Inzerauto, palla però sempre molto alta. Memedi, Truschelli, Portioli, attenzione perché Davia è immensamente più veloce. E infatti gli sguscia davanti. È entrato bene in campo. Sembrava blu però questa palla, l'ha presa proprio il 14. Palla comunque per la Clivense. Facciolo deve accelerare, si è scontrato con si è anche Trinidad. sentito il colpo, no? Da qui sulle tribune. La mimica di Facciolo a imitare l'intervento del numero 16. Non sembrano comunque esserci strascichi nemmeno fisici per fortuna tra i due. Può riprendere allora Truschelli con il destro. È stato fischiato un fallo contro Facciolo. Sì. Tutti vicinissimi là al limite dell'area. La prende Castellucci. De Francesco. Ancora Castellucci con la testa, arriva poi Portioli, ancora una volta anticipato da Davì, questa volta 70 metri più indietro. Trinidad non trova più Portioli e palla che può essere riconsegnata a Pavoni. Minuto 21, ci avviciniamo alla metà del secondo tempo con la Clivense saldamente in vantaggio per 3-0. Ricordiamo che ieri la Virtus ha pareggiato col San Pancrazio, consegnando così alla Clivense la possibilità di portarsi oggi con una vittoria a +6 sulla squadra del Porto, con cui la Clivense giocherà l'ultima sua gara del campionato a fine aprile, mentre il turno di riposo è stato posticipato praticamente la settimana dopo e il Borgo San Pancrazio giocherà invece quella partita con la Clivense già ferma. De Martis viene sempre incontro a prendersi la palla, gran lavoro, Castellucci, idee chiare ma trova a metà strada il neoentrato Bernardi. Schiato poi un fallo contro la Clivense. Palla forse trattenuta qua da De Martis. È sempre Truschelli a battere con il destro e sempre con palla lunga
indica la direzione Trinidad, palla nella sua direzione, serve però la sponda aerea di De Francesco, poi anche quella di Butturini, buono il controllo, poi scivola e poi il destro da fuori area da parte del numero 8 Scapini, pallone lontanissimo dal bersaglio. Prosegue il riscaldamento dei giocatori della Clivense a bordo campo, non vediamo per il momento giocatori del Crezzi che si scaldano, c'è un solo componente della panchina in piedi ma sembra fermo. Sì, invece per la Clivense si stanno scaldando ancora Gasparato e Cavallaro. Fischio di Bellotti che deve dire qualcosa ai giocatori del Crezzi, evidentemente, in particolare a Luca Bernardi, il numero 15. Entrato sicuramente in partita almeno sul piano agonistico, infatti si scambia un 5 sportivo con Alessi. Castellucci, palla a cercare Motta, sulla traiettoria però provvidenziale Ticozzi di testa a interrompere questa azione. Restiamo però ancora lì, arriva Alessi, sceglie la soluzione lunga Motta, palla che scivola via e va in corner. Tamburo della North Side, naturalmente, come dicevamo prima Jacopo, questo anche per la terza categoria è una vetrina da non sprecare, quest'anno assolutamente storico per tutta questa categoria, per questo girone in particolare, grazie alla presenza della squadra di Pellissier. Messo fuori intanto il pallone, Davì cerca di girarsi, fatto fuori un primo avversario, il secondo lo ferma, ancora Trinidad con il destro, trova però Alessi, va giù, vantaggio, si gioca Memedi, cerca il traversone, trova una rimessa laterale De Pani, Castellucci, Facciolo, ancora Castellucci, bello il filtrante del 4, da solo Castellucci, prende la mira, cerca Inzerauto che però stava facendo il movimento opposto, comunque sbagliato il lancio stavolta di Castellucci che cerca di spiegarsi con il bomber Kevin. Oggi l'abbiamo detto più volte, al di là della marcatura, anche non nella sua miglior giornata finora. Finora sì, ben braccato, quindi ha trovato poco spazio, ma comunque finché per esempio Mehmedi si sostituisce a lui sia per termini di assist che di gol, ben venga, ecco. Comunque più di una volta i giocatori della Clivense ci hanno abituato a rispondere con i fatti sul campo nel momento in cui magari erano partiti un po' in sordina. Pensiamo a partite di Mehmedi, no? Che magari erano iniziate con più calma, meno foga rispetto a quello che ci aveva abituato, e poi magari ti tira fuori due giocate come queste, un gol. Rinvio di Pavoni verso De Martis, la prende però ancora Ticozzi, Portioli, anzi Fontana, però giocata confusionaria. C'è l'ingresso in campo di Gasparato, è una notizia perché con netto anticipo brucia i tempi, dà fiato a Castellucci. Applausi del pubblico per l'ingresso in campo di un giocatore nato e cresciuto a pochi chilometri da questo campo, lui che è delle Golosine, insomma siamo a 4-5 chilometri di distanza. Abbiamo detto più volte, naturalmente un assoluto lusso per la categoria. Francesco Gasparato, 9 campionati vinti, tra cui 2 di eccellenza, più di 200 gol fatti nei dilettanti, insomma sono numeri di quelli che snocciolano quando si parla di professionisti. Sì, no? Giocatore d'esperienza che molto può dare anche ai giovani di questa Clivense, purtroppo falcidiato, no? dagli infortuni durante questa stagione, ma quelle volte che è in campo ha sempre dato il suo contributo. Ha toccato il suo primo pallone, ha cercato di innescare lo scatto di Davì, quindi vediamo che si è posizionato nel cuore del centrocampo proprio al posto di Castellucci. Sì, mezzala lì al centrocampo. In epoche più lontane giocava più avanti naturalmente, soprattutto sulle fasce, vista la sua grande velocità, il suo scatto, il suo dribbling nel secco e la sua tecnica straordinaria con entrambi i piedi. De Martis spizza, guadagna solo qualche metro. E allora Di Pani, Davì stavolta sbaglia lui.
Prova il Crezzi a rialzare la testa, cerca un sussulto di orgoglio la squadra di Arragoni. Alessi, Truschelli, altro out, non ci si sposta da questa zona, siamo poco sotto la nostra postazione, poco sotto la No 694 e soprattutto poco sotto la panchina della Clivense. Scapini, gioco aereo funzionale in verticale, poi Trinidad, la sterzata efficace, esce bene, allarga qui sulla Crezzi. destra, ottima azione del Crezzi. De Francesco, Bernardi deve girarsi contro Motta, non è un'operazione facile, infatti finisce anche lui contro le protezioni. si porta il pallone fuori, niente da fare per questa offensiva da parte della squadra di casa. Ventottesimo in corso, Gasparato per Motta. Tenuti. Viene a prenderla Alessi, ma Tenuti lo invita ad avanzare. De Pani, pressato da Fontana, se la cava con il lancio per Davì, aggancio in corsa, interessante, poi fermato benissimo stavolta da Truschelli. Arriva anche Memedi e guadagna la rimessa laterale. Buona l'operazione di Diga da parte di Sky Memedi, che ha costruito i primi 2 gol e poi realizzato da solo il terzo. Palla in avanti, ancora Memedi di testa, Bernardi, De Pani con il sinistro trova Davì, Murato al limite dell'area, Scapini, Gasparato riesce in qualche modo a servire in Zerauto, qui falciato letteralmente da Samba, e finalmente abbiamo visto un gesto di qualcuno che chiede scusa che dopo va un fallo. a rialzare, dare una mano all'avversario. E nel frattempo fammi anche notare questa curiosità, comunque Northside con adesso qui il coro in favore della propria squadra, che stanno mostrando le nuove sciarpe con sopra la scritta oltre la categoria, no? Per sottolineare ancora una volta il loro sostegno incondizionato, non conta tanto dove la gioca la squadra. Attenzione a Gasparato con il destro al limite, segna Francesco Gasparato il suo primo gol stagionale, è arrivato al 30esimo. 4-0. Giocaggio di punizione che aveva fatto qui il portiere da rimbalzo. Sappiamo Gasparato che ha questi colpi, qui forse anche lui si aspettava comunque che la palla finisse in rete, ma nonostante ciò comunque ha trovato il gol e il 4-0. È il primo gol nella sua vita in questa categoria, in terza categoria, per Francesco Gasparato, che le altre le ha fatte praticamente tutte. Ha segnato su punizione, uno dei pezzi pregiati del suo repertorio, ci ha messo lo zampino, forse dobbiamo dirlo anche un po' Cona, perché la palla è vero che rimbalzava, però era sul suo palo, se l'è fatta proprio scivolare dalle mani, e quindi grande gioia per il bomber ex team Santa Lucia Golosine. E tra tutti i numeri che prima hai elencato possiamo adesso annoverare anche finalmente il gol in terza categoria e diventa il 22esimo. 22esimo, adesso diverso. Credo che sia solo Facciolo a non aver ancora segnato finora. Giornata di prime volte quest'oggi qui nel campo del Crezzi. Un gesto anche eloquente, no? Da parte di Gasparato, quando ha visto la palla entrare in rete, ha allargato le braccia come dire ci voleva tanto. Sì, infatti, potevo farlo prima, no? C'è da dire che non ha giocato molto quest'anno perché ha avuto ben 3 infortuni diversi, tutti muscolari, però in 3 momenti diversi della sua stagione. Il primo proprio dopo la prima giornata, e quindi insomma non ha... l'hanno un po' limitato. Però comunque abbiamo sempre detto, lui con i suoi piedi può inventarsi in ogni momento qualcosa, e infatti l'abbiamo visto più volte cercare la soluzione da fuori, proprio perché consapevole, no, di questa sua dote. Ha colpito anche una traversa, se ricordo bene, a Fumane in Coppa Verona, gli hanno fatto 2 o 3 parate pazzesche
sempre con tiri da fuori area. Sì, ci sono usciti tiri migliori rispetto a quello di oggi, esatto. Ma alla fine succede così, no? Quando forse meno te l'aspetti, trovi e soprattutto quando meno sei, diciamo, attaccato, no? Meno ansioso per un risultato, lo ottieni più facilmente. Esatto. Oggi era evidentemente più libero a livello mentale e gli è andata bene. Adesso è proprio lui a mettersi sul pallone. C'è un cambio nel frattempo, esce Inzerauto, non ha segnato e questa è una notizia. Al suo posto entra Cavallaro con il numero 15. Qualche minuto di riposo anche per Inzerauto che esce al 32esimo. Sì, ormai il risultato è partita ormai acquisita, ci sta a far riposare Inzerauto. Vediamo adesso se riesce e quanto ci mette a prendere le misure a Cavallaro Samba, che si era evidentemente tarato sulle caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche di Inzerauto. Nel frattempo un sinistro su punizione da parte di Fontana, se abbiamo visto bene, anzi è Butturini, ci ha provato anche stavolta su punizione, palla fuori di poco. Rinvio di Pavoni, siamo al 34esimo sul 4-0 grazie al 61esimo gol in campionato della Clivense, che si porta in questo momento a +6 sul San Pancrazio. Si porta anche, dobbiamo dirlo, a 22 gol fatti e 0 subiti nelle ultime 5 per aggiornare una media niente male, il bolino di marcia dell'ultimo mese, considerando anche quella settimana in cui hanno giocato 3 volte in 8 giorni. Sì, un tabellino di marcia da invidiare comunque per la Clivense, che quindi continua questo filotto positivo. Fumogeni e cori e tamburi e bandiere che sventolano oggi grazie a questo bel vento per la North Side 94, che ha anche fra i piedi, lo vediamo, uno dei palloni di gara che è volato qui in tribuna, se lo stanno tenendo, magari sperando che nessuno gli chieda di restituirlo, mentre Facciolo alleggerisce di testa per Pavoni. Ormai è un conto alla rovescia anche per questa partita. Vediamo se i due nuovi entrati nell'attacco della Clivense, Davì e Cavallaro, cercano a loro volta il sussulto per impreziosire il loro bottino personale. Davì ha già segnato 4 reti nonostante lo scarso minutaggio, Cavallaro ha segnato anche lui una volta. Ricordiamo che all'andata la partita era finita 5-0, avevano segnato Memedi, Depani, Vitale, Inzerauto e Braga. Quindi per esempio Depani e Vitale segnarono allora l'unico finora gol del loro campionato. Facciolo chiede e ottiene l'appoggio di Alessi, adesso gioca naturalmente sul velluto Clivense, lancio per De Martis, anticipato ancora di testa da Ticozzi, che con la nuca le ha prese tutte, con la fronte. Alessi, Gasparato, uno sguardo per vedere il posizionamento dei compagni e riparte da Facciolo. Controlancio dalle parti di Cavallaro anticipato, c'è Memedi con il tacco, trova però Truschelli, poi Alessi in modo falloso ha alzato un po' il gomito su Bernardi. Il 5 sportivo tra i due gesti che mi piace, Jacopo, sempre sottolineare: non devono essere queste le notizie, queste le eccezioni, ma devono diventare la normalità. Perché poi a vedere queste partite sono comunque anche i ragazzini, no, delle giovanili che erano prima in campo, quindi devono essere da esempio, no, i giocatori in campo. Ne parlavamo prima con Pellissier, la responsabilità di chiunque di noi che è chiamato a essere educatore nel momento in cui viene visto dai bambini in circostanze come queste, naturalmente ancora di più quando si è sottoposti a stress, magari tensioni, frustrazioni di un'azione che non va come vorresti, di un fischio che contraddice le tue idee, capacità di autocontrollo, di restare comunque posati, può essere buon banco di prova educativo. Motta
operazione difficilissima, riesce comunque a servire Cavallaro, se ne va, si scontra con Truschelli, c'è il fallo, l'arbitro ci ha pensato su un po' troppo e quindi è calcio di rigore. Era dentro l'area. Calcio di rigore, sì. E stanno chiamando Pavoni a gran voce i giocatori della Clivense, però vediamo la decisione. Sì, Facciolo gli dice vai tu, e quando il vice capitano acconsente dice al capitano di andare, Pavoni risponde. Qua il dubbio era non tanto sul fallo ma se fosse dentro o fuori l'area, infatti le proteste del Crezzi credo che siano relative a questo discorso metrico. Non si era capito, però a quanto pare, infatti adesso De Martis ha consegnato il pallone a Pavoni. Nel frattempo c'è un cambio, scusami Jacopo, Portioli esce, nel suo posto entra con il 19 Michele Piccinino, che tanto piccolo non è, un bel fisico per questo numero 19, che però deve ancora entrare in campo perché viene rimandato il cambio. E quindi Pavoni può segnare il suo terzo gol in 2 partite su altrettanti 3 calci di rigore. È uscito il numero 8 nel frattempo. È uscito l'8, hanno cambiato idea, Scappini magari stava poco bene, resta in campo Portioli, arriva allora Piccinino. Un po' di attesa qui per Pavoni, sicuramente non aiuta, no, la concentrazione, questa perdita di tempo. Vediamo anche qui se il tiratore della Clivense sarà all'altezza. Pavoni contro Cona, parte Pavoni con il destro, lo spiazzato, esultanza dei tifosi del Northside, esecuzione perfetta di Pavoni, 5-0, terzo gol in 2 partite per Bomber Pavoni, e quindi ancora una volta non sbaglia dal dischetto. Pavoni paga da bere, cantano i tifosi, e diventa un idolo. Comincia a rischiare di segnarne più di quanti ne ha presi, perché ne ha presi 5 in tutto il campionato. E siamo a 3 fatti. Queste sono statistiche senz'altro curiose. E siamo sul risultato dell'andata, ma mancano ancora 6 minuti. Questa è la notizia meno simpatica per il Crezzi. Sentivo parlare prima di portieri rigoristi, hanno nominato Seni, mi ricordo anche Scilaver che segnava anche su punizione. Sì, chissà che non sono presi a modello da parte di Pavoni. Eccolo Portioli che esce, questa volta è lui, entra il 17 Ruggero Grieco. De Martis a caccia del pallone, vediamo se riesce a intervenire, rischiato qualcosa qui, forse un fuorigioco, vediamo per chi è il giallo. No, il giallo è per Samba. Samba, sì, che forse ha sgambettato De Martis, che è riuscito a marcare per 80 minuti in zero auto senza prendere gialli, e poi l'ha preso invece per una protesta. Anche questo è un piccolo traguardo. È il secondo ammonito della partita dopo i Latini, in una gara comunque molto corretta, l'abbiamo detto. Rinvio di Cona, siamo sul 5-0 grazie agli ultimi 2 gol realizzati dalla Clivense su calcio piazzato, prima Gasparato su punizione e poi il terzo rigore di Pavoni in 2 partite. De Francesco, palla imprendibile per Butturini, Facciolo con tutta la calma del mondo, mentre Grieco è entrato e corre dietro a tutti. De Pani però frustra il suo intervento, lancio di Pavoni che riesce anche a trovare Memedi, controllo con il petto, sterzata, fermato stavolta da Fontana che ne ha ancora, e si prende il calcio di punizione. Ha corso tantissimo anche questo numero 10 Jacopo, a livello singolo il Crezzi non ha demeritato, non ha fatto vedere cose negative, però poi sai, la qualità del gruppo, soprattutto della squadra, il costrutto della squadra di Allegretti è superiore. Qui sbaglia Gasparato il lancio.
Sì, un risultato, un 5-0 troppo pesante forse nei confronti del Crezi, comunque non ha così sfigurato. E comunque sì, poi alla fine alla lunga ecco, i valori in campo fanno la differenza. Motta fa un po' di confusione, interviene Tenuti, torna da Facciolo, playmaker difensivo della squadra di Allegretti da quando è uscito Elatimi. In avanti per De Martis, controllo difficilissimo, comunque fuori gioco la punta di Allegretti. Fontana scambia con Bernardi, lancio lunghissimo, l'idea era per Grieco, arriva Pavoni e lancia il pallone dalle parti nostre. Ci arriva quasi. Un altro pallone qui, stavolta viene restituito, ma quasi niente perché c'è la rete. Vediamo se ne hanno uno in panchina. Deve intervenire anche Capitan Marzoli dalla panchina per facilitare le operazioni. Siamo in area, Trinidad. Poi il fallo netto di Trinidad che poi cerca il destro. Il fallo era nettissimo ai danni di Alessi. Ha lasciato correre Bellotti, poi probabilmente, vista la parata di Pavoni, non ha fischiato. Mancano ormai 2 minuti più recupero al termine della partita. Ancora De Martis e ancora il numero 5 Ticozzi in anticipo. Memedi ancora fiato per correre, la sterzata poi va giù da solo. Fontana un po' trattenuto in mezzo a due, trova Truschelli, rinvio efficace con il sinistro. Alessi in altissimo di testa, De Pani, scontro aereo, vince lui. Cambia idea poi direttore di gara. Siamo a 1 minuto dal 90°, vediamo quanto recupero ci sarà. Butturini, anticipo secco di Facciolo su Trinidad che era atteso al varco anche da Alessi, maglie strettissime lì in mezzo per la Clivense. Ci si avvicina al 90°, siamo a 50 punti in classifica per la Clivense che così compie la missione di portarsi a +6 sul San Pancrazio. Un'occhiata al cronometro per Bellotti, mentre Jacopo possiamo anche iniziare il commento finale per questa bella giornata sportiva di sole che ha visto l'inizio, no? Il prepartita con questi bambini della scuola calcio del Crezi e poi la Clivense che insomma ha rispettato il copione facendo valere la sua superiorità sul campo e replicando il risultato dell'andata. Sì, il presidente del Crezi Gambini nella conferenza stampa di venerdì per sottolineare, no, questa giornata di festa e condivisione si era augurato, no, un possibile pareggio fra le due squadre in campo, però la Clivense non è stata di questo parere e ha eguagliato il risultato dell'andata. Nel frattempo sì, sono 3 i minuti di recupero dati dall'arbitro, dicevo, quindi una Clivense che però poi in campo ha legittimato la sua superiorità. Attenzione qua Davi che però viene fermato, quindi una Clivense che raggiunge una nuova vittoria e raggiunge soprattutto l'obiettivo di allungare rispetto al Borgo in classifica, portandosi a +6. Davi, attenzione, ancora spazio per una giocata vicino al 6-0 con questa bella sterzata dell'esterno destro, rinvio di Cona. Canta senza soluzione di continuità la north side, mentre prova ad attaccare ancora il Crezi con il generosissimo Butturini. Motta ha capito che si deve portare la palla sul sinistro, infatti lo ferma dalle parti della bandierina. Ancora 2 minuti scarsi al termine. Tenuti
comunque facciamo i complimenti al presidente Gambini e a tutta la società del Crezi per aver organizzato questa bellissima giornata all'insegna della gioventù della condivisione, che comunque ha portato anche più pubblico qui sugli spalti, quindi uno spazio di visibilità in più. Tantissime persone veramente oggi al campo di Via Davico. Non riesce Davi ad agganciare il pallone, aveva bruciato sullo scatto, anzi sull'allungo, il capitano numero 2 Luca Truschelli del Crezi, poi però colpito con la suola e gli è scivolata via l'occasione di avvicinarsi alla porta di Cona, che ha già rilanciato. Scavalcato dal pallone De Pani, il Grieco non è riuscito a tenere la palla in campo, se ne accorge adesso il numero 17. Ultimi 60 secondi di gioco, è venuto incontro a Gasparato che si è fatto 30 metri per venire a prendersi questa palla, ignorato da De Pani. Eccolo ancora De Pani, palleggio, perde il pallone, poi Grieco, colpo sotto a superare De Pani che era per terra, serie di finte contro finte, trova Bernardi, Trinidad addirittura prova un improbabile tacco per Grieco, che infatti si mette a ridere. Non ha agganciato il pallone. L'idea c'era, sì, però sì. Era veramente difficile, spalle al pallone, calcolando neanche il rimbalzo, insomma. Ha chiesto tanto a se stesso, qui giocatore dominicano, classe 96. Rinvio pazzesco di Pavoni, altissimo. Qui con il collo a mettere giù il pallone benissimo Alessi, poi Gasparato e Motta. Non riesce a intervenire, si lamenta anche per una entrata un po' pericolosa di Samba. Sono terminati i 3 minuti di recupero sul nostro cronometro, vediamo cosa aspetta l'arbitro a fischiare. Nulla più. Eccolo qui adesso. Finisce qui con il 5-0 secco della Clevense sul campo della Crezi. Velocemente per ripetere le marcature, tante prime volte, c'è l'1-0 di Castellucci al 13° del primo tempo, poi pochi minuti dopo il primo gol stagionale di De Martis, in chiusura di frazione il 3-0 di Memedi e nella ripresa il primo gol stagionale di Gasparato su punizione, e poi ancora Pavoni su calcio di rigore, il suo terzo gol in 2 partite per il portiere della Clevense. Da parte di Luca Corradi, amici sportivi, un saluto e un ringraziamento per averci seguito. Io ringrazio anche Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Grazie a te Luca e un saluto a tutti i nostri amici tifosi. Ne approfitto anche per ringraziare la squadra di Avelia, che come sempre ci permette di andare in onda sulla pagina Facebook della Clevense, su YouTube di Avelia e Clevense, su streaming radioadige.tv e l'applicazione di Teleradio Adige. La squadra di Avelia con Andrea Colognese in regia e Alex Veronese come operatore. Grazie amici sportivi, una buona domenica a tutti. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.